prendere impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Eccoci qua in diretta per questa puntata di LCN Stadio per raccontarvi questa partita che dalla Piacenza di Garilli sta per cominciare, quella tra Feralpi, Salò e Lecco, e che partita è una partita di grande importanza per i colori blucelesti in ottica classifica. Vado subito a salutare chi è con noi a seguire questa partita. Ivan Alborghetti, ciao Ivan. Ciao a tutti e forza Lecco. E Dario Bottoni, ciao Dario, ciao. Gloria Bluceleste che torna a trovarci. Ciao a tutti, sempre forza Lecco. Una partita importantissima. Tra poco Fausto Riva, che come sempre ci segue dalla regia, ci coordina, ci metterà in contatto con il nostro Albino Alborghetti dal Garilli di Piacenza. Arrivano le prime immagini dallo stadio. Diamo subito le formazioni velocemente. Lecco schiera un 4-3-3 classico con Melgrati, però si ridisegna un po' la difesa rispetto alle ultime partite con Zelia e Bianconi in mezzo, Caporale che torna dopo l'infortunio a sinistra, Lepore agirà a destra, a centrocampo Galli che ritrova dopo tanto tempo la maglia da titolare davanti alla difesa con Mezzali, Ionita e Sersanti, davanti Novakovic con Buso e con Crociata che questa volta agirà un po' più avanti rispetto al solito, una posizione in cui ha fatto bene comunque Crociata. Risponde alla Feralpi Salò di Zaffaroni vicino al Lecco, lo ricorderete lo scorso autunno dopo insomma l'esonero di Foschi, Pizzignacco, Balestrero, Cepitelli e Martella, Bergonzi, Curfalidis, Di Molfetta, Fiordilino e Felici, Compagnon e Butic in attacco. Vediamo se c'è il nostro Albino dal Garilli. Albino, mi senti? Un attimo e perfezioniamo il collegamento, dopo entreremo subito in clima partita con i nostri ospiti. Albino, mi senti? Sì, eccoti. Assolutamente. Ciao Albino, allora ciao Stefano. Ambiente lì a Piacenza, ti abbiamo visto nella foto che ci hai mandato nel deserto del Garilli. No, beh, adesso si sarà riempito un pochino. Il deserto del Garilli sembra il deserto dei Gobi, è l'anticalcio, cioè io non riesco in queste cose qui posso capire dal punto di vista magari delle motivazioni di chi ha fatto questa squadra di Feralpi Salò e dal 2009 si è vinto praticamente tutto, no? Però francamente di vedere uno stadio così in queste condizioni mi lascia alquanto perplesso, mi mette in Renate dove c'erano sempre 150 persone che erano di fare i piccoli che giocavano. Assolutamente, purtroppo insomma abbiamo visto tante volte in questi anni anche questa situazione. Albino, una partita, lo ha detto anche mister Bonazzoli, no? in avvicinamento alla partita durante la settimana, da dentro fuori questa per il Lecco, perché è veramente uno scontro super diretto in ottica salvezza. Sì, beh, la partita, allora io non sono ancora così convinto che in questo momento conto fare i punti assolutamente, perché sia un pareggio con vittoria sarebbero fondamentali, però non sono ancora così convinto che sia il momento giusto per fare dei funerali o portare della gente all'ospedale, delle squadre all'ospedale. Certo, è un momento in cui loro sono in forma e noi non lo siamo, no? E qui cosa possiamo farci? Non possiamo farci niente, sono i giocatori che devono dimostrare di aver recuperato di status dal punto di vista sia fisico che mentale. Assolutamente, insomma Malgrati e Bonazzoli cambiano qualcosa, no? Perché Crociata davanti, torna Bianconi in difesa e c'è Galli che ritrova una maglia da titolare dopo lungo tempo. Ti convincono queste? Forse era stato un po' troppo spericolato il Lecco nelle ultime partite, forse con 3 punti. Infatti con Galli davanti alla difesa siamo sicuramente più prudenti. Bianconi abbiamo pensato che ci fosse dire che stava male, si era diffusa questa voce peraltro non fondata, no? Ma Battistini non sta male, abbiamo visto che si faceva il riscaldamento a tutti gli altri, è una scelta tecnica. Certo, posso capirla o non capirla, però vedremo poi nel corso della partita.
credo di dover dire che i risultati di oggi comunque dimostrano sempre che questa Serie B è un campionato in cui niente è scontato. Basta vedere cosa ha fatto l'Ascoli a Como o cosa stia facendo. Assolutamente, ha vinto 2-0 a breve, infatti poi andiamo a dire anche ad aggiornare i nostri amici a casa con i risultati di questa 22esima giornata, quelli che si sono già giocati. Ternana ha perso a Venezia 1-0, sì, quindi insomma qualche risultato buono per noi, qualcuno, quello dell'Ascoli un po' meno, però insomma oggi deve cercarcela noi la fortuna, però. Sì, oggi è fondamentale fare punti a Piacenza. Vediamo una buonissima rappresentanza come al solito di tifosi blucelesti anche lì a Piacenza, no? Sì, c'è una curva, penso che saranno intorno alle 550 unità, una roba del genere. Forse qualcosa in più perché ho davanti una trave incremento armato che mi nasconde una parte di curva dove si è posizionato un altro gruppo di persone. Sì, facciamo intorno ai 600, siamo abbondanti. Assolutamente. Che tipo di partita ti aspetti, visto che insomma il Lecco prudente con una partenza forte da parte della Sala Pisarò, con il Lecco che giocherà in ripartenza, scusate il gioco di parole, ma come si diceva una volta in contropiede. Ok, va bene Albino, allora squadra in campo, ti lasciamo alla partita, ci sentiamo alla fine del primo tempo più tardi. A dopo. Grazie Albino e auguri per il tuo compleanno. Auguri, Grazie, auguri, cogliamo l'occasione per farti gli auguri. Auguri. Grazie ragazzi. Ciao, a dopo. Allora, rientriamo in studio. Ivan, ti chiedo subito, allora, si è detto che nelle scorse settimane il Lecco non era più quello di novembre fino a dicembre, cioè che non sia più quel Lecco è un po' un campanello d'allarme. Sì, però dobbiamo anche, questa partita serve anche per vedere in prospettiva anche gli ultimi giorni di mercato, perché comunque ragionando anche prima in studio, cioè effettivamente guardando tabelline alla mano il nostro problema dove dobbiamo tamponare è in primis la difesa, poi anche il centrocampo, per esempio l'attacco. Mi faceva proprio notare Dario che da questo punto di vista siamo un gol sotto al Brescia, che occupa comunque una posizione di classifica totalmente differente da noi. Quindi sinceramente il discorso è che questa partita sicuramente in primis non bisogna non perdere, poi bisogna entrare comunque nell'ottica che quando sei in questa posizione di classifica nel girone di ritorno, che l'ho sempre sostenuto è diverso completamente dal girone d'andata della Serie B, devi tante volte mettere il pullman davanti e cercare di portare a casa anche un pari. Assolutamente, chiedo a Dario se da ex giocatore è d'accordo, hai vissuto tante situazioni simili magari, no? Assolutamente sì, purtroppo quando sei in certe situazioni di classifica è importantissimo portare a casa anche un punto, anche per è importante. Continuare a perdere ti demoralizza un attimo, perdi fiducia, eccetera, eccetera. Quindi sono completamente d'accordo con Ivan, anche mettendo il pullman davanti senza vergogna, portare a casa anche un punto va più che bene. Assolutamente, andiamo a vedere su YouTube, ci scrivono già i nostri amici, salutiamo Walter, ciao Walter, un abbraccio, spero Dario porti bene, ciao Ivan, ciao Stefano, ci saluta, Cinzia, la maglia blu celeste è bella da morire, forza Lecco, come non sottoscrivere, cara Cinzia, Vittorio, sono allo stadio, la Ferrari Salò, 100 tifosi al seguito in uno stadio da 20.000 posti, assurdo, sì, da questo punto di vista giochiamo in casa oggi, perché abbiamo più pubblico della Ferrari Salò, almeno quello insomma in trasferta. Allora, Mucarol, vediamo se ci fa la sua solita rima. Forza ragazzi, se Annibale ha valicato le Alpi, Lecco può superare la Feralpi. Bravissimo, non sapevo che sarebbe arrivato. Intanto c'è un minuto di silenzio per Gigi Riva. Allora, partita che sta per cominciare, l'arbitro è il signor Daniele Minelli della sezione, adesso recupero anche la sezione di Varese, con assistenti Marco Dascagno e Alex Cavallina, quarto ufficiale Simone Gavini, al VAR Luigi Nasca, vecchia conoscenza, no? Che sì. È già stato al VAR contro di noi, e, insomma contro di noi, in partite in cui giocava il Lecco, e l'assistente VAR è Giacomo Paganessi, un Lecco che, reduce, lo abbiamo detto, da due sconfitte brutte con Catanzaro e contro il Pisa lo scorso sabato, 8 gol subiti nelle ultime due partite, fanno 16 nelle ultime 6 partite, l'ha detto Ivan, sicuramente la difesa è il punto debole, ne parlavamo anche con Dario prima dell'inizio della trasmissione del Lecco in questo momento, partita che inizia in questo istante, sarà la Feralpi, sarà il Lecco a dare in maglia bianca oggi il calcio d'avvio, Feralpi nella classica tenuta
blu-verde, insomma, con il Lecco che gioca il primo pallone in avanti, e andremo a vedere anche se questo assetto un po' più prudente, che è più simile a quello che aveva permesso forse al Lecco di risalire la classifica, no? Dopo l'inizio dell'avventura Malgrati Bonazzoli, insomma dopo Foschi, pagherà anche oggi. Zaffaroni, l'abbiamo detto, che fu proprio vicino a vestire bluceleste, a sedersi sulla panchina bluceleste dopo l'esonero di Foschi, invece poi si optò per Malgrati. Attenzione perché scende crociata subito a destra, mette dentro un buon pallone, Novakovic lavora, poi Sersanti prova la conclusione, c'è subito la parata di Pizzignacco. Dai. Prima grande occasione subito per il Lecco, che vuole mettere subito in chiaro le cose. Bello proprio l'assist di Novakovic con le spalle girate alla porta e ha messo in condizione Sersanti di tirare. L'inizio incoraggiante, vai. Calcio d'angolo con Lepore. Vediamo se c'è movimento in aria. Si batte corto, uno schema riuscito male, poi Lepore la butta subito fuori. Dario, ti volevo chiedere, abbiamo parlato anche di Novakovic, il movimento che ha fatto adesso, ti piace? Insomma... Sì, per me è il classico centravanti boa, su cui ti devi appoggiare e inserirti. Quindi lo vedo bene in coppia con un tipo come Buso, per esempio, e i centrocampisti devono buttarsi dentro quando riceve palla, perché lui è bravo proprio in questo. Magari non fa tantissimi gol, però in questo è molto bravo, secondo me. Però Ivan, abbiamo detto, negli ultimi tempi ha trovato anche... Sì, 4-5 gol che mancavano, no? Ma anche perché comunque, allora, considerando anche che reduce comunque da Venezia, che non aveva fatto un campionato importante, un giocatore che comunque girone d'andata ti timbra 5 gol, quindi da questo aspetto arrivare a 10-12 gol il suo mestiere di fatto l'ha fatto, quindi io sono convinto che è un giocatore che comunque anche in questa fase di mercato si è sentito solo dello Spezia, però è anche vero che ci sono anche comunque delle squadre interessate, quindi è un giocatore secondo me importante che comunque va messo in condizioni di giocare anche come un centravanti del suo fisico gli consente di fare, cioè cross anche nell'area piccola, e poi lo stesso gol che ha fatto a Catanzaro in pratica. Tanto buon Lecco nella fase di recupero palla in questo inizio di partita, attenzione perché c'è un fallaccio su Novakovic che tornava, rinculava a centrocampo a difendere anche questo pallone da parte di Ceppitelli. Si è vista già l'importanza di Galli, no? Perché poco fa un pallone recuperato davanti a difesa fosse quello che un po' anche mancava, no? certo. Nelle ultime partite. Ricomincia dalla linea dei difensori con, abbiamo detto, Zeliak che torna. Dopo qualche partita giocata comunque anche bene, Zeliak quest'anno si sta arrangiando molto bene, tra l'altro vestendo sempre la fascia da capitano sull'esterno. Quest'oggi torna al centro a far coppia con Bianconi. Tanto bello lo scambio tra Sersanti e Crociata. Sersanti sbuca, cerca quantomeno l'imbucata fra due difensori della Feralpi, che riparte con Di Molfetta, la finta su Crociata non supera però Lepore, che riparte di gran carriera sulla destra. C'è solo Novakovic in mezzo, attorniato da giocatori della Feralpi, non può far altro che guadagnare soltanto la rimessa laterale. Però Ivan, mi sembra un Lecco che ha iniziato con un buon piglio. No, ma devo dire che in maniera giusta sta cercando di impostare la partita, tra virgolette, proprio a piacimento, che siamo in attacco. Loro probabilmente non si aspettavano che partivamo anche un po' così, e quindi dobbiamo cercare, e se ce la facciamo, di approfittare da subito, perché poi dovesse capitare, secondo me cambiano anche un po' tutti gli equilibri della partita. Sersanti, abbiamo detto, un po' calato nelle ultime partite, però oggi mi sembra, no, Dario, partito lì a centrocampo molto molto bene. Sì, ma devo dire che tutto il Lecco è partito bene, direi. Sta tenendo il campo molto bene, sta pressando alto. Dobbiamo pensare che le partite durano 90 minuti, però, quindi, sì. Assolutamente. Purtroppo. Quindi cercare di dosare bene le forze, il fiato, non sprecarlo, perché poi se non sblocchi, dopo se non hai più benzina, diventa dura. Diventa assolutamente dura. Feralpi che gioca con un ritmo molto molto basso in Esatto. questa fase, anzi non ha assolutamente, sembra non avere voglia di velocizzare i ritmi. Pallone buttato dalla difesa lungo a scavalcare il centrocampo, sembra poche idee per adesso la squadra di Zaffaroni, ce le prendiamo quelle poche volentieri. Così anche il Lecco si adegua un pochino al ritmo della partita. Andiamo a vedere se ci sono già altri commenti dei nostri amici da casa. Allora, Vinicio da Monza, forza Lecco. Ciao Vinicio, ciao Christian. Dai ragazzi, ci dobbiamo salvare, un abbraccio a tutti. Flavio, oggi non importa come, è importante non perdere dai bagai. Assolutamente, sì, sarebbe opportuno fare 3 punti per Meglio ancora, certo. sì, recuperare un pochino in classifica che si era fatta buona a un certo punto, quando il Lecco era
uscito per la prima volta dalla zona retrocessione, e le ultime 2 sconfitte, insomma, si è complicato. Giusto un mese fa, avendo battuto Südtirol, noi alla finale girone d'andata eravamo salvi. Quindi... Esatto. Poi la sfortuna che ha voluto che in concomitanza delle 2 sconfitte le altre fondamentalmente hanno vinto tutte, quindi si è fatto un po' in fretta. Vedi anche Novak, questo è il secondo o terzo fallo che prende Novak. Sì. Quindi il suo lavoro lo fa, è molto, molto bravo per me. Un bel giocatore. Assolutamente. C'è una punizione per il Lecco, siamo sulla 3/4, ci sono Lepore e Crociata, vediamo chi andrà a battere. C'è movimento in area. Anche Bianconi. Sì, vediamo un difensore della Feralpi che allontana, ci prova e riesce Crociata a recuperare il pallone, buona la finta, lo scarico sull'Epore che crossa di prima intenzione sul secondo palo, colpo di testa di Sersanti però, anzi di Caporale. Attenzione perché rilancia subito Pizzignacco, però si piazza la difesa del Lecco, dunque non riesce a ripartire con velocità con Kurfalidis la Feralpi. Sarà rimessa laterale, ancora una volta Sersanti che va a recuperare il pallone, davvero molto molto dinamico il numero 8 blu-celeste in questa fase iniziale di gioco. Intanto ne approfitto per ricordare ai nostri amici a casa che è uscito in questi giorni, lo trovate su tutti gli store online, presto poi lo comunicheremo anche in librerie ed edicole qui a Lecco, vi diremo poi l'elenco quali, per Sempre Blucelesti volume 2, altre 50 biografie di ex gloria, di grandi giocatori che hanno scritto la storia del Lecco, tra i quali c'è anche il nostro Dario Bottoni in questo numero. Anzi Dario, noi cogliamo l'occasione per regalarti una copia in diretta di Per Sempre Blucelesti volume 2, poi magari ne parliamo in maniera più approfondita, surprise, grazie mille, carambata. Per me è sempre un piacere, io il Lecco ce l'ho dentro, quindi Dario, che insomma tanti amici ovviamente ti conoscono, ti ricordano per i tuoi trascorsi in blu celeste da casa, soprattutto per l'iconica esultanza, che ovviamente c'è la foto anche, e ho visto che anche sul tuo sfondo sul cellulare, quindi è sempre anche assolutamente, quindi tanti amici si ricordano di questa. Ivan, magari tu se la vuoi spiegare un attimino. No, beh, ma è comunque quando tu pensi a quegli anni, pensi sempre a delle situazioni, no? Come magari meno piacevoli, come è stato magari tra virgolette quella volta all'F, però da questo punto di vista devo dire che questa, quando pensi a quegli anni lì, pensi a Dario attaccato a quella rete lì, quindi l'abbiamo usata anche poi come sfondo, come sigla nelle prime trasmissioni, quindi c'è anche un discorso affettivo della nostra emittente, quindi devo dire che sicuramente è una foto che rimarrà nella storia, ed è giusto che poi anche, a parte le prestazioni sportive e poi come persona Dario, però è una foto che con altre rappresenta la Calcio Lecco nella sua essenza. E vi ricordo che questo libro con il primo volume anche li trovate su tutti gli store online, insomma Amazon, You Can Print, Feltrinelli, Mondadori. Poi lo dico a Dario che abbiamo grosso modo penso la stessa età, per i nostri figli tecnologici punta il QR code e senti praticamente il podcast nel telefonino. Esatto, si può sentire la versione podcast con la mia voce gracchiante che giocatore per giocatore, sì. Allora, i miei figli, sicuramente i miei figli. Tanto noi divaghiamo anche volentieri che non sta succedendo niente al Garilli, quindi ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, seguiamo solo un attimo questa azione della Feralpi, vediamo che si distende sulla destra con Bergonzi, ma il pallone finisce in rimessa dal fondo. Pubblicità, torniamo subito. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Cazzo, ci ha fatto gol. Porca troia. Allora rientriamo perché c'è la rete della Feralpi dal nulla, il gol di Balestrero se non ho visto male, anzi Martella, primo gol stagionale per Martella e ancora una volta freddo. Colpo di testa fuori dall'area piccola un pezzo, tra l'altro non è neanche quasi saltato, perché adesso voglio vedere il replay, però non puoi lasciare un giocatore
completamente solo così. Adesso vediamo il replay com'è. Ancora una volta la fragilità difensiva del Lecco dal calcio d'angolo. Guarda. Si arriva a staccare dal cuore dell'area da dietro, dal dischetto del rigore. Di Martella, di testa, con gran forza, si tuffa Melgrati che la tocca, ma non può ovviamente in tuffo fermarla. Gli dà molta forza anche tra l'altro il colpo di testa, no? Dal dischetto del rigore, cosa da... Ancora una volta da calcio piazzato. Mamma mia. La palla inattiva. Sì. 1-0 per la Feralpi Salò. E si fa tutto in salita. Dai Lecco, dai. Speriamo che dia una scossa. Speriamo sì, anche perché adesso ovviamente la squadra di casa di Zaffaroni può impostare un match Per il contropiede. Sì. ideale per loro. Novakovic fa sportellate, allontana Cepitelli, poi Sersanti anticipato, vediamo se riusciamo a restare lì a schiacciare negli ultimi 30 metri la Feralpi. Galli allarga per Caporale, importante anche capire Caporale in che forma rientra, intanto qui sbaglia un pallone, lancio lungo, Bianconi, anche lui l'ultima partita che aveva giocato non bene, deve ritrovare col Catanzaro, col Catanzaro, con la Ternana l'ultima che aveva giocato, non ricordo più, comunque forse la Ternana addirittura, l'ultima di Bianconi a titolare, non benissimo, anzi direi male, deve ritrovare fiducia anche lui. Si chiude la Feralpi, tutti gli uomini, tutti gli 11 dietro la linea del pallone, Lepore, la sventagliata, il cambio gioco a sinistra per Caporale, che la mette giù. Colpo di testa che uno non è saltato dietro il disco del rigore, veramente che lì proprio hanno lasciato un'ingenuità a tutti i livelli, perché comunque devi vedere uno che ti arriva da lì. Sicuramente questo può darsi che anche uno schema provato, perché comunque è arrivato lì dritto come un fuso. Eh sì, anche perché insomma tutti davanti, le marcature strette davanti all'area piccola, e arriva di gran carriera. Buono il pallone per Crociata al limite dell'area, dietro lo scarico su, eccolo Crociata che prova il sinistro a giro, no, è un assist perché è un tiraccio. Angolo. No, non la tocca nessuno. Quindi insomma aveva caricato probabilmente un sinistro per cercare il tiro a giro, gli è uscita invece è andata via dritta. Sì, è andata via dritta. Rivediamo, arriva di gran carriera, nessuno lo cura, Martella che va a martellare proprio di testa all'angolino per il vantaggio della Feralpi Salò. E insomma avevamo detto dal nulla, perché non aveva veramente fatto niente la Feralpi Salò in questi primi 10 minuti, anzi con un ritmo bassissimo, e si ritrova in vantaggio. Questo succede quando marchi a zona. Sì. Tu marchi la tua zona, questo arriva in corsa, sì. Se lo trovi è da solo. Tanto abbiamo detto in questa 22esima giornata di campionato gli altri risultati: Como Ascoli 0-2, Cremonese Brescia 1-0, Modena Parma 3-0, veramente sconfitta pesante della capolista. Attenzione perché scende Felici a sinistra, poi si va dall'altra parte, cercano la conclusione qui dalla Feralpi, ma Melgrati, tiro centrale, la para senza alcun problema. Non ho visto bene se Di Molfetto o Fiordilino che è andato a calciare, e bisogna stare attenti qui perché Dario, ti sorprende il 3-0 del Modena sul Parma? Nì, nel senso che il Parma sicuramente è una squadra, una corazzata. Il Modena comunque è una squadra molto attrezzata, perché comunque hanno speso, hanno comprato giocatori importanti. Non ti dico volevano vincere il campionato, ma sicuramente vogliono fare un campionato di vertice, insomma star là davanti, stare almeno nella zona playoff, quindi la squadra è attrezzata, ovvio. 3-0 contro il Parma è un risultato importante. Assolutamente. Cosenza che vince 1-0, che ha vinto 1-0 con il sul Tirol a Bolzano, 1-0 del Venezia sulla Ternana. Si stanno giocando Bari Reggiana 0-0, Feralpi Lecco 1-0, Pisa Spezia 0-0, e poi la partita di domani con adesso non ricordo, Cittadella Sampdoria, sì. E queste le partite, e ieri Catanzaro Palermo nell'anticipo 1-1. Felici servito a sinistra, evita che la palla esca lunga, sfida Lepore nell'1 contro 1, dietro il pallone per Di Molfetta che può calciare ma perde un tempo di gioco, poi se la riporta sul mancino, entra dentro in area, va fino in fondo, crossa sopra la traversa, nessun pericolo per Melgrati. Qui ha provato insomma una giocata molto molto difficile Molfetta, però insomma
Ecco che rischia sempre dietro, no? Dà sempre l'impressione di fragilità. Ma siamo sempre qua. Cioè, quando poi alla fine tutte le conferme portano quello, poi nel caso specifico del gol, però io dico, cioè, sei comunque in un certo tipo di situazione, se poi la squadra aiuta, devi anche qualcuno che è in avanti curare questo che ti arriva dal dietro, perché c'è uno che ti segna quello che non è neanche saltato, quindi non ha avuto proprio difficoltà. Devo dire che anche il nostro portiere però non era piazzato benissimo perché era più sul palo o sul primo, quindi quando una volta battuto il calcio d'angolo devi portarti anche un po' più in mezzo. Assolutamente, ci prova ora il Lecco. Galli, palla però un po' alla cieca, ora deve anche un attimino risistemarsi meglio il Lecco in campo, dopo il gol ha avuto un po' un momento di, anche un po' di scoramento, no? Sì, secondo me dobbiamo un attimino ritrovarci. Caporale all'indietro, noi ci prendiamo un pizzico di pubblicità, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Perché non ce ne sono più? Parlavamo con Dario in questa pausa e con Ivan, insomma, del fatto che non ci sono più difensori di una volta nella marcatura a uomo soprattutto, no? Purtroppo sì. Purtroppo sì. Anche perché ormai il difensore deve impostare, deve giocare la palla. E questo è un po' quanto, no? Perché tanto qualche messaggio anche dei nostri amici: difesa presepe, ingenuità colossale, Lorenzo purtroppo schema vincente dall'angolo, Giancarlo eliminate Melgrati, dice Walter, e Walter lo so, però qui è proprio un problema di reparto, di come difendi, perché una volta che va a staccare lì libero c'è poco da fare. Massimo, se perdiamo anche oggi Bonazione Melgrati a casa, Cinzec 80%, Vittorio Melgrati comunque una pippa al sugo. Non lo so, mi sento un po' di assolverlo in questo caso. Melgrati si tuffa, sì, però arriva con una tale forza all'angolino, colpo di testa, perché ha potuto staccare da solo, che ha poco da fare anche per Melgrati, insomma, no? Dentro il pallone per Felici, qui pasticciano un pochino i difensori del Lecco, poi di Molfetta, sfida Lepore, però vuole andare a tirare col destro, Melgrati questa volta para all'angolino bene, e Molfetta era un po' che ci girava intorno a questo tiro a giro. Solo Feralpi in questa fase di gioco. Ivan, adesso stiamo soffrendo troppo. Bravo Novakovic. No, da Buso, scusa. Tra l'altro Buso non è ancora riuscito mai praticamente a toccare palla in questo inizio partita. Siamo al 17esimo, 1-0, ma sono diverse le occasioni, si lamenta intanto Kurfalidis, avute dalla Feralpi. Rivediamo il destro di Molfetta che va all'angolino basso alla sinistra di Melgrati, che si tuffa. Molto pericoloso di Molfetta in questo inizio partita, no? Sì, poi come ti dicevo, secondo me in questo momento il Lecco sta subendo un attimino il contraccolpo del gol subito, perché vedo anche poca determinazione, vedo un po' di scorramento. Sì, è vero. Bisogna ritrovarsi il più in fretta possibile, bisogna stare attenti, se prendi anche il 2-0 diventa difficile dopo. Assolutamente, però per adesso davvero le idee sono poche, non riesce, è quello che si era un po' visto anche a tratti nelle altre partite, quando io dico è poco squadra in questo momento il Lecco, perché non riesce mai a costruire azioni corali, si affida un po' sempre alla giocata individuale, no? Nel momento di difficoltà. Non è stato un bel campanello d'allarme vederlo nelle partite scorse, continua a non esserlo anche nelle ultime. Insomma, questo però è quello che abbiamo. Gol dello Spezia intanto a Pisa, 1-0, e anche questo non ci piace tanto. Novakovic difende il pallone, va via da solo a sinistra, c'è crociata, Novakovic vuole fare tutto da solo, si incarta contro due difensori. La Feralpi poi vediamo se riesce. Attenzione, arriva benissimo Galli, gran destro, la parata di Pizzignacco, che bella giocata di Galli, che dimostra la sua importanza. Sai che andava all'angolino, Sì, per una bella parata anche. Sì. Questo ci vuole, vedi? Sì, esatto. Andare là, attaccare. Sulle seconde palle, che non c'è con forza, esatto. con fatto Galli. Calcio d'angolo di Lepore, che va in mezzo, un po' corto, allontana la difesa da Feralpi, non c'è nessuno davanti, si ripartirà con Ziliak che vediamo se lancia, no, passaggio corto su crociata,
la finta di crociata, c'è movimento dentro, va al cross lungo, la alza Sersanti, proprio esce bene su Novakovic, Pizzignacco. Giovanissimo Pizzignacco, quanti anni ha? 2001, dimostra 16 anni di faccia. Sono d'accordo, pensavo anch'io. No, un ragazzino. Comunque, Ivan, l'importanza di Galli, questo il fatto anche che trovi una maglia titolare oggi vuol dire che è fuori mercato, perché c'erano state delle voci anche su no? Lui aveva già comunque fatto sapere che non voleva, aveva avuto richieste da parte della Triestina e dell'Avellino, ma non ha voluto accettarle per rimanere, essere alla causa, ma poi mi è piaciuto come è andato a prendere il pallone, perché vuol dire che non ha avuto paura. Tra l'altro lui ha avuto anche degli incidenti che hanno proprio rischiato di compromettergli la carriera, quindi è andato bello deciso, come un giocatore qualsiasi giocatore deve fare per la propria squadra, anche quando poi sei in svantaggio come oggi. Però è un giocatore che adesso secondo me è uno dei migliori in campo. Confermo, non so se tu Dario sei d'accordo. Sì, dicevo prima, è quella lì la cattiveria che ci vuole, cattiveria agonistica, andare ad aggredire sul pallone, sulla seconda palla, perché sennò se gli lasci mettere la palla a terra e farla giocare è ovvio che ti possono mettere tutti in difficoltà. Assolutamente, Feralpi che rallenta, il ritmo non ha ovviamente interesse in questo momento a velocizzarlo, ad aumentarlo. E Lecco può impostare, però speriamo che anche l'occasione di Galli sia servita. No, poi dobbiamo cercare di mettere a posto la partita prima della fine del primo tempo, perché poi vuol dire già anche poi riprenderti, resettare e cercare di... Comunque loro, condivido quello che aveva detto Dario all'inizio, che comunque sono anche abbastanza timorosi anche loro, anche perché poi a parte la parata del nostro portiere che equivale alla parata del loro, però poi hanno fatto poi solamente l'occasione del gol da palla inativa, quindi non è che ci hanno sovrastato dal punto di vista del gioco, certo. È questo il discorso. Un tiro pari, quello di Molfetta e quello di Galli, al di là del gol da calcio piazzato, insomma. Davanti forse però un po' poco accompagnata l'azione offensiva in questo... Sì, bisogna accorciarla un po' di più, siamo un po' lunghi. Si distende, cerca di farlo da Feralpi ma non ci riesce. Caporale, no, brutto qui l'intervento di Caporale, usalo un pochino il destro però magari ti becchi adesso si becca magari anche la munizione perché allontana il pallone. Cercato un controllo quando la palla stava andando ormai fuori con l'esterno sinistro, quando avrebbe potuto giocare anche la dimostrazione che lui è fuori da un mese. Oggi non mi sarei aspettato, che infatti non si sapeva se poteva tornare, no, il fatto di averlo messo dentro è perché comunque è un giocatore che da quella parte di là ha garantito finora, quando ha giocato, comunque un supporto importante. Però devo dire che sì, da questo tipo di controllo che ha avuto si vede che non è ancora totalmente in partita. Non ha sicuramente il ritmo partita, non può averlo. Certo, di sicuro. Ci vendiamo un pizzico di pausa sull'intervento di Melgrati che rilancia con calma proprio su Caporale. Torniamo subito. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. Buso deve giocare di fianco a Novakovic. Sì, Buso deve giocare un po' più avanti, oggi fuori dal gioco per adesso, non ha ancora toccato un pallone. Ivan, sono le giornate in cui poi ovvio si può accendere da un momento all'altro. Sì, no? Poi è normale che dato che non stiamo comunque facendo un grandissimo gioco sulle fasce, lui da questo aspetto qua rimane penalizzato, però dobbiamo anche, ripeto, metterlo in condizioni di metterlo forse un po' più vicino a Novakovic da questo aspetto qua, perché comunque si integrano tutte e due bene. Però devo dire che sulle fasce dobbiamo prendere un po' più di padronanza. Sì. Perché di fatto loro non stanno facendo, cioè non stanno impostando un gioco dove è normale che stanno lì, sono in una situazione tra virgolette di vantaggio e possono diventare micidiali nella ripartenza, e questo è il discorso. Assolutamente, siamo al 24esimo con la Ferrari che prova a destra, Balestrero dà il pallone a
Felici, poi all'indietro cercano di servire di Molfetta, eccolo qui, le finte del numero 10, per adesso il migliore in campo, poi Curfalidis allarga per Bergonzi sfida Caporale, torna da Di Molfetta, si piazza la difesa del Lecco, Di Molfetta allarga ancora sul numero 66 che va alla traversone, bravissimo Lepore che fa la diagonale e chiude con un intervento aereo ad anticipare gli attaccanti della Feralpi, che tra l'altro per adesso non hanno fatto niente. Eccolo lì. Andiamo Dai. con Crociata, andiamo Dai. sulla destra, Crociata sfida nell'1 contro 1. Dai. Buso che arriva, Buso calcia subito, la respinta e poi Novakovic anticipato dal numero 23 Cepitelli. Bella l'azione dell'Ecco qui però. Rivediamo Buso un po' centrale, addosso a Pizzignacco. Però anche lì mi sarei aspettato che magari chi ha fatto l'assist Crociata poteva magari anche pensare di andare avanti, anche perché comunque lui sul dribbling è un giocatore che è normale che all'aperto e poi la palla era là e era difficile comunque tirare da quella posizione, però devo dire che ecco, è vero. Però insomma arriva una risposta, la cercavamo. Ecco, fischia. E andiamo a trovare una nuova azione pericolosa. Cioè, c'è bisogno anche di queste fiammate, no? Sì, per assolutamente sì. Danno morale, danno fiducia. Poi una bella palla, peccato sul sinistro, Buso nel mancino. Sì, allora, io, tra l'altro il cambio gioco di Crociata era anche molto lento. Sì. Un po' troppo lungo. E d'altronde lui è un giocatore compassato e così, perché comunque quando l'ho visto partire è normale che se è sulla sinistra dalla parte di là è normale, un giocatore non è stato in condizioni di andare a cercare di beccare l'altro palo, perché in realtà doveva tirare sull'altro palo se riusciva, ma in realtà era difficile, però sai, è facile anche per noi dire questo, poi loro sono in campo, però devo dire che la reazione mi è piaciuta su questo, gli facciamo sentire che comunque alla prima occasione appena noi ci siamo, perché le occasioni comunque fino adesso le abbiamo avute forse più noi che loro. Antonio che ci scrive: inutile vincere contro chi deve andare in Serie A, sono queste le partite da vincere, facendo così si va diretti in C. Non hai tutti i torti, Antonio, perché il Lecco ha fatto tanti punti con le squadre di alta classifica, fino adesso un po' meno. Ma guarda, ha così ragione che il Pisa settimana scorsa era a 3 punti da noi, eravamo anche in vantaggio sugli scontri diretti perché avevamo vinto a Pisa 2-1, abbiamo perso 3-1, quindi nel caso il Pisa, al di là che ha un potenziale di squadra nettamente superiore al nostro, ma se dovesse capitare di essere in classifica ci mette in condizioni di essere, siamo in svantaggio con tutti fino adesso, le squadre lì. Si riparte con Bianconi, l'MLM avanza, palla al piede quasi fino oltre la 3/4, non c'è aggressione da parte dei giocatori della Feralpi che si accontentano di star lì e aspettare, perché lo facevano già prima del gol, dopo il gol insomma è diventata bella la palla di Galli per Sersanti che quindi lo steso fallaccio e arriva il giallo per Curfalidis. Ammonire, bene. Ha aspettato, allora, non so se volutamente o meno Sersanti, aspetta un attimo, va in ritardo. L'ho notato anch'io. Per arrivare sul pallone, perché poteva, se fosse andato via velocemente probabilmente sarebbe andato in porta. Sì, secondo me sì. Perde un tempo di gioco, però si fa fare fallaccio da Curfalidis e si prende il giallo, l'esterno la mezzala della Feralpi. Che brutto il fallo. Tra l'altro non molto lontano dall'area di rigore, stava un passo dall'area di rigore. Stava puntando dal vertice destro proprio l'area di rigore Sersanti, steso, calcio di punizione. Tu quando li giochi così li metti spesso in difficoltà, perché abbiamo fatto anche 2 partenze anche prima dalla fascia destra e devo dire che lì sono abbastanza vulnerabili, quindi bisogna poi pensare però vediamo adesso come tira la punizione. Calcio di punizione affidato a Lepore, c'è anche Crociata sul posto. Lepore la finta va proprio Crociata, basso il colpo di testa di Buso, che però insomma la palla si impenna e finisce altissimo. Beh, c'è uno schema un po' pretenzioso però. Sì, molto, anche perché c'era schierata la... Sì, perché se devi spizzicarla però non è... Allora o lì la spizzi per il secondo palo, per l'inserimento di qualcuno. Sì. Ma infatti secondo me lui voleva fare quello. Sì. Però aveva presa un po' troppo piena. Sicuramente lo schema che non è venuto benissimo, però segnali di risveglio da parte di Buso. Assolutamente.
Andiamo a dare un occhio prima a quello che ci scrivono i nostri amici da casa. Vabbè, ma il campionato è lungo, mica finisce oggi anche se vinciamo, scrive Lorenzo. Certo, questo sì. Comunque mi aspetto una decisione del press in merito alla panchina. Insiste su questo fronte. Le ultime partite non hanno fatto bene anche a livello di decisioni, malgrado i Bonazzoli, questo va riconosciuto. Però insomma vediamo queste partite come vanno. Hanno sicuramente tempo. Hanno pagato forse un pochino, Ivan, ti chiedo, di inesperienza nelle decisioni a partita in corso. No, ma poi ripeto anche il contesto, cioè abbiamo comunque. Allora, il girone d'andata è stato fatto secondo me bene in funzione delle possibilità di giocatori che abbiamo, diciamocela chiara, perché se spendiamo 4 milioni e mezzo di ingaggi, di cui una parte comunque li pagano le società che ci prestano i giocatori, e la squadra appena sopra sono 6 o 7, ti fa capire che comunque l'organico è ancora un organico. Però devo dire che da questo aspetto qua si sono comportati bene. Il preoccupante è stato questo, però, di queste 2 partite. E poi ripeto le modalità, perché se becchi tanti gol vuol dire che proprio dietro, e dietro devi fare dei sacrifici. Cioè io mi aspetto, dato che il Presidente ha detto che vuole mantenere la categoria, mi aspetto che negli ultimi giorni di mercato si sblocchi qualcosa per darci comunque dei giocatori, un centrale in mezzo e anche un centrocampista di alta qualità. Assolutamente, ci vediamo una piccola pausa, torniamo subito. Il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorno. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595 www.gpcar.it. Rientriamo, 32esimo, sempre 1-0 per la Feralpi. Cioè rimessa laterale in favore del Lecco. Lecco che però ha avuto le sue belle occasioni negli ultimi minuti. Qualcuno dei nostri amici a casa chiedeva come stiamo giocando. A sprazzi, non c'è molta continuità, però insomma mi sembra di dire che la reazione ci sia stata, perché soprattutto con alcuni uomini, Sessanti, Galli, Crociata, centrocampo bene, male come al solito in difesa. Concediamo troppo, in difesa concediamo troppo. Siamo troppo leziosi, siamo troppo... Sì, assolutamente. Recupera palla Lecco con Zeliak che va all'indietro da Lepore, che si era centrato, porta palla lui, apre a sinistra per Caporale. Ivan Caporale infatti, come dicevi, molto timido oggi, quasi mai nelle sortite in avanti. Sì, ma perché, ripeto, non è ancora completamente a posto, ma è comprensibile, quindi però ti fa capire l'urgenza di avere dei giocatori che possano giocare la partita. In un momento normale forse rientrava la prossima settimana, in realtà è stato anticipato. Adesso facciamo un po' fatica a stare in avanti, a tenere il pallone in avanti. Bravo ancora Galli, vedi? È andato a pressare alto. Sì. È vero, ha rimessa laterale per i Feralpi, ma vicino alla bandierina, quindi zona per loro pericolosa. Sì, per tenerli comunque ancora un po' sotto pressione. Colpo di testa, una serie di colpi di testa concedono la touche per il Lecco nella metà campo dei bresciani. Crociata, sfida Felici. Di chi è l'ultimo tocco? Suo. Dunque ci sarà rimessa dal fondo. Nei commenti chat siamo alle solite. Maurizio, Feralpi in panchina, Zaffaroni, sicuramente allenatore di esperienza e di qualità. Non lo scopriamo oggi. Feralpi che insomma dopo l'arrivo di Zaffaroni è arrivato a ottobre, ci ha impiegato un pochino, però nelle ultime 5 partite prima di questa ha fatto 10 punti, quindi sicuramente ha cambiato marcia. Antonio, in panchina non si capisce chi comanda, Malgrati non è un mister di Serie B, sicuramente non ha l'esperienza, è disegnato per essere l'allenatore del futuro, no? Sì. Blu celeste. Devi passare anche dallo scotto dell'inesperienza, è chiaro. Certo, però sai, quando uno comunque magari
a Zaffaroni gli concedi che ha perso qualche partita all'inizio, però lui è una garanzia da questo aspetto qua, perché è un allenatore tra virgolette di categoria. Se andiamo a vedere come ha salvato il Verona lo scorso anno, devo dire che comunque è un allenatore che può fare certe cose. È normale che io mi auguro che la partita venga tra virgolette ribaltata, perché sennò poi ci si pone anche il problema di, vedendo anche i risultati di come sono andati e di come sono le cose, e si deve fare anche fatto un'analisi. Assolutamente. Qui c'è Santi, sì, fallo. Ma per esempio sto guardando cosa ha scritto Lorenzo Crotta, ha ragione, perché vede poco Ionita, ma perché le volte che è stato in difficoltà, tra l'altro, è importante anche quando va sulla fascia sinistra e mette il cross, di là stiamo giocando ben poco, perché comunque non lo mettono in condizioni di giocare, e quindi come dici tu è Franco Appollato a vista, questo è il discorso. Per noi Ionita è uno dei migliori giocatori che abbiamo, quindi non dobbiamo scordarcelo questo. Assolutamente. Ecco Galli ancora, eccolo qua, portato in interdizione. 36esimo, rimessa laterale per la Feralpi in zona d'attacco. Rimane avanti, Feralpi che negli ultimi minuti, Dario, non si è fatta vedere davanti, anzi no, la Feralpi lì Sorniona aspetta, sì, gestisce la partita. Certo, il risultato è dalla sua in questo momento. Io dico, è da pazzi andarsi a cercare i guai, no? Sì. Però siamo abituati un po' nelle ultime partite, no? Soprattutto alla palla inattiva. Noi purtroppo. Sì. Sì. Un po' il tallone d'Achille, se vogliamo, no? Tanto uno sparuto gruppo di tifosi della Feralpi nel settore, diciamo, casalingo del Garilli, che è enorme, ma saranno veramente vicino, un poco più. Non è facile eguagliare i tifosi dell'Ecco. Non ha fatto niente. Qui Novakovic anche oggi fa fatica a tenere palla davanti, perché sempre aggredito da uno o due giocatori avversari. Batte la punizione della Feralpi, va in avanti lungo a cercare colpo di testa. Intanto le due punte della Feralpi si sono viste veramente mai Compagnone e Butic oggi, hanno fatto tutto i centrocampisti. Ecco Kurfalidis che cerca un difficile tunnel sull'Epore, che è attento e ribatte la palla in rimessa laterale. Però qualcosa anche da dire, l'Epore forse ha crociata, sì, a Compagno. Torna indietro la Feralpi perché si alza bene la retroguardia dell'Ecco, però ottimo il pallone filtrante a sinistra per Kurfalidis, cerca un dribbling di troppo, crociata riparte, però Kurfalidis va a sradicargli il pallone dai piedi di Molfetta, il no look per Kurfalidis, è bravissimo qui Galli ancora, che partita di Galli ragazzi, Giorgio Galli oggi migliore in campo nelle file dell'Ecco. Fiordilino che allarga ancora per Di Molfetta, il tacco, Kurfalidis evita l'out, ancora Fiordilino all'indietro. Questa volta l'Ecco ha fatto buona guardia. E allora andiamo in break al 38esimo, torniamo subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Prova a ripartire l'Ecco, qui è stato fermato, ma c'è calcio di punizione sempre per i blucelesti. Crociata, tiene il pallone a destra, senza ritmo però, senza troppo ritmo. Si torna indietro da Zeliak per vie centrali. Bianconi, giro palla per Caporale dall'altra parte. Ora sembra, quando siamo in fase di attacco, sembra quasi una difesa 3, perché l'Epore si alza molto. Però vedi, cioè, a parte qualche occasione che abbiamo avuto, però ha sempre l'impressione di non voler mai, cioè di non riuscire a cambiare la partita. Bravissimo Galli! Siamo lì. Che partita di Galli! No, qui crociata, si fa passare il pallone sotto i piedi, vanificando tutto. Galli ancora una volta in recupero palla, arrivando a velocità doppia degli avversari.
Infatti. Sta dando l'esempio oggi Galli, Bisognerebbe seguire l'esempio. Cioè quello che c'è il secondo sbaglio. Sì. Tra l'altro Lorenzo scrive, vero, vedo poco Ionita, non abbiamo mai nominato oggi tra l'altro. Se avessimo avuto noi Zaffaroni avremmo un'altra classifica, ma malgrado per il futuro con il mister non lo vedo, invece vogliono i Volponi. Infatti se ricordate Zaffaroni non ha potuto venire a Lecco, chissà perché, scrive Paolo. Concordo con Maurizio, ci vuole un Volpone in panchina, guardiamo Castore all'Ascoli che sta risalendo, che oggi ha suonato il Como in casa 2-0, Como in 10. Forza Bagai Marco e Lorenzo, quello che ho detto prima. State seguendo in tanti anche oggi da casa, mi raccomando, continuate a scriverci, leggiamo i commenti durante la diretta. Crociata, qui rischia quasi un fallo, però spiazza l'avversario. Buso lavora bene il pallone, si accentra, scarica proprio su Crociata, molto mobile comunque Crociata oggi in questo ruolo in cui sicuramente fa meglio di quando gioca a mezzala. Caporale, la sventagliata, Sersanti anticipato, invece lui è un po' uscito dal match Sersanti in questa fase. Kurufalidis lavora bene il pallone, poi lo scambio con un compagno, scatenato il 97 della Feralpi lì a sinistra, e in due Galli e Sersanti gli portano via il pallone, bravissimi. Allora, stiamo giocando bene in fase di recupero palla, fatichiamo un po' poi... Come impostazione. Sì, negli ultimi 30 ma 40 perché comunque Crociata non lo vedo bene da questo aspetto qua, anche perché ha comunque separare le sue corde il fatto di essere anche un rifinitore, però da questo punto di vista ho visto fare anche due sbagli proprio che fa capire che non è in partita. Più che altro che siamo un po' sfilacciati tra centrocampo, dove magari recuperiamo anche palla, e poi gli attaccanti. Anche perché Crociata, vedi, viene sempre indietro a prendere, quindi è vero che Lepore sta salendo tante volte anche a dargli il cambio come in questo momento. Lepore di prima intenzione non c'è nessuno, Novakovic lasciali per Galli che non ci arriva, poi Lepore... Urfalidis la alza, Galli di testa, non può arrivarci nessun compagno, Di Molfetta perfeziona il disimpegno, e ora attenzione, no, palla fuori perché c'era l'uno contro uno che si andava disegnando con Butic che non ha toccato mai il pallone, anche i due attaccanti della Ferrari. Ma allora ha capitalizzato l'occasione, punto, poi questo è il discorso. Compagnone Butic, tant'è che non li abbiamo mai nominati, hanno tirato sempre quei centrocampisti, Di Molfetta e altri. Qui finiscono a terra in due, la rimessa è nostra. Allontanano il pallone, insomma, iniziano a perdere un pochino anche di tempo i giocatori della Feralpi. Lancio lungo, Novakovic, spalle alla porta sempre, però fatica, Quando giochi così, Dario, diventa difficile, no? Sì, soprattutto se non c'hai qualcuno di fianco, qualcuno che arriva. Io posso anche tenerla la palla, ma poi... Butic a sinistra, sfida la difesa del Lecco, rientrano in tanti, Butic vuole la conclusione con l'immagine altissima. Quel tipo di gioco di Novakovic vuole proprio gli inserimenti da dietro. Se tu non ce li hai, diventa difficile. La conclusione di Butic, non segnavamo negli ultimi 20 minuti, francamente era successo poco, poco nulla in questa partita, quindi non certo una bella partita, questo lo dobbiamo sottolineare. Lepore va a lungo a scavalcare la difesa Crociata, vediamo se riesce a inventarsi qualcosa, no, finisce a terra, vogliono un fallo, Novakovic si sbraccia ma non c'è nulla. Attenzione alla ripartenza guidata da Di Molfetta, anche se c'è un 3 contro 3 risalgono, però Lepore e Galli va a schiantarsi Bergonzi contro Caporale, sarà rimessa per i padroni di casa, manca un minuto alla fine del primo tempo, più eventuale recupero, adesso vedremo. Poi sono curioso di vedere la ripresa, che se ripartiamo con la stessa formazione o cercano comunque di cambiare la partita, perché... Tanto Spezia ha scatenato 3-1 sul Pisa, vantaggio anche della Reggiana, 1-0 sul Bari. Insomma, ragazzi, qua non sono buoni per niente i risultati delle altre. Lo stanno proprio capitalizzando il gol, punto. Fallo. Ecco, adesso gliel'ha fischiato.
Eh sì, fallo su Novakovic. Sì. Cioè, non dire che si lamenta, ce l'ha. Vabbè, col destro l'ha segato giù. Dai. Un minuto di recupero. Il tiro parato da Pizzignacco. Un po' pretenzioso. Rivediamo la conclusione dalla distanza parata da Pizzignacco, giovane portiere del Feralpi, e Salcedo chiede Vinicio, Salcedo in panchina, quando è entrato fino adesso non ha fatto bene. Azzarderei un Frigerio e Beretta nella ripresa, chissà mai Lorenzo, tra l'altro devono esordire ancora tutti, e due, ma Beretta io non lo vedo neanche in distinta però. No. Ci sono i nuovi, insomma c'è Salcedo che ha già giocato, Saloma, Luakima, Listowski. Allora, per fare qualche giocata che è nelle corde di sempre quello che è dalla fascia di qua, esatto, crociate, io metterei comunque Salcedo, perché da questo aspetto qua, che può significare però anche in occasione del rigore di domenica scorsa, lo zampino ce l'ha messo lui, cioè, quindi ti può fare qualche giocata, anche perché crociata lo vedo proprio male oggi. Eccolo qua. Insomma, vediamo, finisce il primo tempo con questo 1-0 per la Feralpi Salò, che sicuramente non sorride in questo momento alla classifica dell'Ecco, anche in virtù degli altri risultati. A breve ci colleghiamo con Albino, si è visto un po' poco, troppo poco probabilmente. Fossimo 0-0, no, diremmo sì, ok, abbiamo avuto anche delle occasioni, però sotto col gol, ancora una volta ingenuo subito, è tutto troppo difficile in questo momento. Albino, mi senti? Eccoti Albino, ciao. Ciao. Mi senti? Sì. Allora, un primo tempo, Albino, abbiamo commentato qui da studio con le solite amnesie, perché arriva un gol evitabile da calcio d'angolo, da palla inattiva. Poi sì, abbiamo avuto un paio di occasioni, però insomma si conferma un pochino quel trend delle ultime partite. No, ma abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti gol da soli, perché come c'era uno solo, non marcato da nessuno davanti all'area, libero di saltare, di mirare addirittura l'angolo. Cioè, è una cosa impressionante. Poi vi faccio questa domanda, la estendo anche a Ivan e a Dario. Sì. Ma scusate un attimo, ma noi abbiamo preso 8-9 giocatori, non ce n'è in campo uno, Vero. Sì, ma infatti Albino condivido, anche perché l'ho detto io anche prima, ho detto ma mi piacerebbe adesso vedere che se vuole anche cercare di cambiare la partita, perché indipendentemente a questa coppia di allenatori è una cosa che proprio che noto che non fanno mai, cioè giocano sempre con gli stessi giocatori. Sì, appunto, allora cosa dobbiamo prendere a fare? Non dobbiamo prendere nessuno. Cioè, ripeto, qui è una roba talmente elementare, mi domanda che ci facciano capire. No, scusate, mancavano 4 giocatori, mandavi via quelli che dovevi mandare via, che hai mandato via, e con i soldi di questi che non paghi andavi a recuperare dei giocatori, 4 giocatori che ti servivano, un portiere, no, perché ci vuole un altro portiere, non certo quello che ci ha rifilato in foglia, un centrocampista, una centrale difensiva, un attaccante, fine. Guarda, sono cose che stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori da casa e hanno fatto proprio la stessa domanda che hai fatto tu. Occasione buttata via, questa via. Sarà un grande dispiacere, ma sarà un'occasione gettata al vento, perché secondo me finirà che ne patirà anche la città, ma questo delle istituzioni mi sta anche bene, magari sta meno bene alle persone. Assolutamente. Senti, tornando alla partita, Albino, oggi ci sono dei giocatori che stanno facendo bene, come Galli, che sta dando tanto al rientro in campo, sta cercando un po' di trascinare i compagni, ma predica un pochino nel deserto. Sì, assolutamente. Ma io per esempio non ho visto bene Ionita, non ho visto bene sì. Assolutamente. Non l'abbiamo mai nominato, ti dico, tra l'altro. Quindi... Ma non ho neanche visto bene, per esempio,
per dire in maniera molto esplicita, anche il Crociata. Sì, vero. Sì, anche lui. No, ma anche Buso stesso non l'ho visto, cioè, ma perché si parlava anche in studio che dovrebbe giocare, secondo me, e quello che diceva Dario prima, che condivido, un po' più vicino un po' a Novakovic. Perché Sì, comunque certo. se gli fa la sponda tante volte Novakovic gli che da sportellate, ma non ha nessuno di riferimento. No, esatto, questo qui deve cantare la canzone e portare la croce. Certo. Voglio dire. Perché comunque loro, a sua parte Albino, l'occasione, No, ma ha non... fatto sì. Ah, ecco, perché se no magari vedevo una partita forse a modo mio, in realtà. No, ma siamo tutti incazzati anche qui in questa cabina freddissima di Piacenza, però posso dire che francamente siamo incazzati da subito, perché si è capito subito che dovevamo sbagliare qualcosa. Guarda, sono qui testimoni tutti i colleghi delle altre testate. Io prima che partisse il calcio d'angolo ho detto prendiamo gol, fan gol. Ma l'ha visto tutti quello lì che era solo. Assolutamente sì, davvero grave amnesia ancora una volta. Nella ripresa ti aspetti comunque poi cambi, chi potrebbe entrare anche tra i nuovi, se vogliamo, però mi aspetto, guarda, sarà un momento, magari nonostante non c'è più compleanno rese anche Allegro, che ci sono ancora, no, ma sarà una cosa triste, perché secondo me non cambierà niente. Cambierà poco, a meno che, perché qui manca una cosa fondamentale, che è il 13° giocatore, no? Manca il 12° e anche il 13°. Il 12° è il pubblico, no? Sì. Il 13° è la determinazione e la cattiveria sportiva che non ho visto in campo in questo momento. Sì, è un po' quello che io avevo avuto, insomma, nelle ultime 2 partite hanno fatto suonare su questo fronte un po' il campanello d'allarme, perché non siamo squadra in questo momento, a me viene da dire quello. No, ma io aggiungo a mo' di battuta una cosa, scusami Stefano, che in una televisione, Sport Italia, si è presentato Paolo Leonardo in uno, e in un'intervista ha detto placidamente che se lui in retrocede si suicida, no? Era una battuta evidentemente, no? Sì, ma se guardi, siccome è in panchina e vede questa partita qui, non so cosa possa pensare. Sì, assolutamente. Voglio dire, cioè, ripeto, non è che il Lecco non ha avuto l'occasione, abbiamo avuto 2 occasioni nitide per far gol, in uno è stata brava il portiere, nell'altro secondo me Fuso ha sbagliato a calciare in quel modo lì, cioè doveva probabilmente piazzarlo in un modo diverso, però vabbè, ci può stare, no? Però tolto questo poi, non so, stiamo facendo diventare campioni del mondo delle squadre di rimbambiti, assolutamente. Che poi i rimbambiti siamo noi, No, poi viene la provocazione, che comunque ne parlavamo prima in studio all'inizio della partita, sulla distinta proprio lo sponsor principale della partita, il Caleotto. Eccomi, questa, penso che nostro padre nella tomba si rivolterà, perché dico da questo aspetto. Ma io dico che ormai non è più neanche tempo di stare qui a fare, perché poi io guarda, ve lo dico perché si capisce anche che sono normalmente veramente arrabbiato, no? Che non mi presento neanche in tribuna stampa, in sala stampa, perché cioè, poi le domande sono sempre le stesse, le risposte sono sempre le stesse. Buonanotte. Allora, siccome c'è da incazzarsi a vedere una partita di questo genere qui, uno si domanda, ma se non vi piace, è appena detto per l'ennesima volta, Paolo del Presidente, che non ci sono i soldi, poi il direttore generale dice che nessuno ha pagato, ma di che cazzo stiamo parlando? Questa è una città che adesso fa 60.000 di incassi mediamente, sold out, in casa, sì. tra abbonati e cose, ha riempito di sponsor praticamente tutto lo stadio, no. Cioè, se la prende con l'amministrazione comunale, però lo posso capire, ma cosa c'entrano tutti gli altri? Tutte le azioni dello stadio che vengono cambiate, ma di che cazzo stiamo parlando? Sì, è vero. È vero. Va bene Albino, ti lasciamo, ci ritroviamo più tardi sperando che insomma succeda qualcosa di diverso, il vento cambia un pochino nella ripresa. Io me lo auguro, perché la speranza è l'ultima a morire, però francamente abbiamo inanellato dannata 2024, francamente orrenda. Assolutamente. Va bene Albino, a più tardi. A dopo. Ciao Albino, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, torniamo subito per raccontarvi la ripresa. Mauri, Motta, Franchi, Ferrari, Loria, Malgrati,
Giavardi, Pinellato, Cortesi, Pasino, Arienti. Quanto sarebbe forte questa ideale formazione del Lecco. In Per sempre blu celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blu e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast, troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per sempre blu celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport.
Canto Feeling Experience è il sushi gourmet che stavi aspettando, dove tradizione e creatività si uniscono per dar vita a un'esplosione di sapori unici. I nostri ristoranti offrono una formula open sushi con una selezione di prelibatezze che vi faranno innamorare della cucina giapponese. Un'esperienza autentica e indimenticabile, dove ogni piatto combina ingredienti di altissima qualità e abbinamenti ricercati. Vieni a trovarci a Lecco in via Col di Lana 6, telefono 0341 50 38 12 e a Colico in via Nazionale 130, telefono 0341 59 16 25. Canto.it. Alla festa voglio il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorno. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale di R Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Rientriamo per il secondo tempo, un secondo tempo che dovrà per forza dirci se il Lecco è in grado di cambiare. Le immagini indugiano su Giorgio Galli, che è stato il migliore in campo del Lecco in questo primo tempo. Per quello che ha dato, Ionita invece non si è visto per nulla, per quello che ha trasmesso anche ai suoi compagni. Ci sono 1066 spettatori oggi al Garilli per Feralpi Lecco, 636 sono del settore ospiti. Molto più della metà, 60%, insomma. Abbondante. Questo insomma è quello che è accaduto nel primo tempo, con Feralpi che ha fatto il minimo indispensabile ma è riuscita a sbloccarla sul calcio piazzato. Lecco fragilissimo ancora una volta da questa situazione di gioco, da palla inattiva. Dovrà per forza mettere tutto adesso, ragazzi, fuori gli attributi, se si vuole continuare a sperare nella salvezza. Questo è il momento di farlo, altrimenti vuol dire che c'è un problema più grosso. Speriamo. Cominciato il secondo tempo, non ci sono sostituzioni né nella Feralpi né nell'Ecco, mi pare di aver visto, no, non ne ho viste, quindi non credo. Andiamo a seguire questo secondo tempo. Le altre partite, Bari-Reggiana sono ripartite sullo 0-1 e Pisa-Spezia all'intervallo 1-3. Insomma, anche le vittorie degli altri non ci sorridono, risultati pesantissimi in questo momento, davvero, tanto. Andiamo a vedere se ci scrivono i nostri amici. Ragazzi, io credo ciecamente nel press, lui sa cosa bisogna fare, ha ragione Roberto, servono provvedimenti urgenti, gli acquisti quasi tutti dalla Puglia, dei suoi amici del Foggia e del Lecce, Scarti peraltro se non sapeva doveva sbattere la testa. Questo lo vedremo dopo, sicuramente per adesso non sembrano giocatori in grado di cambiare, forse l'unico è Frigerio che può essere davvero utile alla causa dal mio punto di vista, e Salcedo se dimostra di essere un giocatore. Quindi sostituzioni non sono state fatte? No, non ne ho viste. Bene, quindi vabbè. Tranquilli, diciamo 2-1 Mucarol, Walter anche lo Spezia vince, vergogna, sono incazzato come una bestia, sì solo Galli, gli altri dove sono? Roberto, dove sono i C puntini contro una squadra, quella di oggi, che sta facendo il compitino, è vero? Se li hanno, è il momento di tirarli fuori, sono d'accordo con voi. Galli il migliore, ha giocato pochissimi minuti, cosa dice lunga sulla gestione della squadra, sì, ma proprio ha giocato con un passo diverso Galli rispetto agli altri. Con la voglia diversa. Sì, con la voglia di spaccare un po' tutto, sì, di provarci, no? Sì. In questo momento, ragazzi, siamo ultimi a pari con sì, Spezia e Feralpi, ma con scontro diretto. Sì. Abbiamo perso l'andata. Sì. Con lo Spezia abbiamo pareggiato del 0-0. 0-0, sì. 0-0. Sì. E insomma, non benissimo. Certo, è ancora corta la classifica, però bisogna dare ai ragazzi una reazione. Galli prova ad andare a destra, ma il pallone svirgola un pochino sull'esterno per Lepore, non può raggiungerlo, sarà rimessa laterale allora per la Feralpi Salò. Da tutti gli aspetti, al di là della reazione, poi insomma anche degli allenatori devono dimostrare qualcosa in questo momento, no? Sì, bisogna capire se appunto c'è da cambiare qualcosa, dove cambiarlo. Loro conoscono i giocatori magari meglio di noi, perché li vedono tutta la settimana al lavoro, negli allenamenti, quindi
Speriamo possono magari mettere dentro qualcuno a caso cominciano a perdere tempo. Con un po' più di voglia, perché secondo me la voglia fa la differenza. Ci vuole più cattiveria, più agonistica ovviamente, come quella di Galli. Assolutamente. Lecco che prova ora stabilmente a stazionare nella metacampo della Feralpi Salò, però deve riuscire a costruire delle occasioni. Balestrero scaraventa il pallone in tribuna. Bravo. Hai visto qua? Sì. Scaraventa il pallone in tribuna. Senza troppi complimenti. Bravo. Rimaniamo davanti con un'altra rimessa qualche metro più in su. Ionita lascia il primo pallone toccato da Ionita adesso con le mani, la rimessa laterale perché non si è visto. Caporale va a cercare Novakovic, poi Caporale la butta lunga senza alcun ragionamento. Vedi, anche Novakovic sta lottando, però fa sempre, predica veramente nel deserto. La bravo. palla era già fuori forse, Caporale, sì. Anche perché poi se sposti Novakovic qua che viene fuori, in mezzo poi non c'è nessuno. È il problema che veramente stiamo patendo nelle ultime partite, questo. Cambiate registro che ora siamo veramente incazzati, preso giocatori che non servono a nulla, mister inadeguati, perché non diciamo che a gennaio abbiamo venduto gente a stipendio, con gente in prestito, pagati altri ci mettiamo il cuore in pace, Mario. C'è della verità nel tuo messaggio. Ma anche perché poi, attenzione, sicuramente una cosa che continuavano a sostenere anche in società era quella che cerchiamo di arrabattarci con i giocatori che andiamo per andare a fare questo tipo di situazione, questo tipo di rivoluzione. Bene, ha fatto una rivoluzione che, se guardo il saldo giocatori degli ingaggi che abbiamo ceduto in confronto a prestiti che sono arrivati, il Lecco ha guadagnato portare a casa questi che non giocano, perché questa è la verità. Che poi quindi ci sta, allora, quello è il discorso presumibilmente che è stato fatto. Se tu prendi poi i giocatori giovani, perché magari vuoi l'entusiasmo eccetera, però li metti in campo. No, poi ripeto, se poi devi anche valorizzarli, facciamo finta che devi valorizzarli in un contesto dove la squadra li aiuta, ma qui chiunque va dentro in questo contesto qua dove non ci sono giocatori di esperienza nei ruoli chiave, vedo che probabilmente non riesce neanche a valorizzare dei giovani, ma infatti se andiamo a vedere, forse il polacco è uno che ha fatto un po' di partite in B, ma gli altri sono tutti da settore giovanile. Assolutamente. Zeliak recupera il pallone, apre su Caporale a sinistra, reclama il pallone Buso che non viene servito, dall'altra parte c'era sventagliata su Crociata, calcio d'angolo per il Lecco. Buso si lamenta molto, si inizia a vedere anche la lamentela tra compagni. Ma adesso devi andare dentro con la cattiveria e giocare proprio col coltello in mezzo ai denti, solo così puoi uscirne. Calcio d'angolo, lo batte corto, Crociata, il cross dentro e si spintonano Ionita e Bianconi. Ti ammonisce. È ammonito Galli che deve per forza spezzare il contropiede e si immola la causa. Qua si sono ostacolati veramente i due giocatori del Lecco, che potevano andare a battere, a colpire tutti e due. Vediamo, e poi Galli deve andare a stendere di Molfetta che parte in contropiede. Listkowski, allora andiamo a vedere alla sinistra 98 polacca del Lecce. Allora andiamo a vedere se ha giocato anche in Serie. Sia nel Brescia. Allora, sia nel Lecce in B che nel Brescia. Sì. Ha fatto anche tante partite, perché solo con il Lecce una quarantina, 5 in A, tra l'altro esordito anche in A nel gennaio del 2023, da gennaio 2023. Tra l'altro poi è un giocatore che nel ruolo che ha potrebbe essere prezioso per noi, per esempio. Alla sinistra potrebbe, vediamo, ce l'hai preso, vediamo. Esatto. Quello no. A me viene da pensare che i due allenatori non siano in linea con le scelte del mercato della dirigenza. Cioè, se io oggi dovessi guardare anche Buso comunque, allora, dal punto di vista forse una valutazione la faccio, nel senso che si aspetti, forse eccolo lì, perché sapete che Malgrati e Bonazzoli ci ascoltano, Listkowski, eccolo qua che entra subito. Proviamo a vedere com'è. Esce Crociata? Non so. No, Galli, forse Galli allora non hai, è ammonito, non hai 90 minuti perché è il migliore in campo. Poi dipende che mettono a livello di interdizione, però. Allora cerchiamo di capire un attimo come andiamo adesso. Sì, questo, sì. E Crociata quindi scala sicuramente a centrocampo, sicuro, molto più indietro. Sicuro. Ecco, guarda la posizione che ha preso, eccolo lì. Listkowski va a fare l'ala pura a sinistra, molto molto avanzata. Vediamo allora Listkowski com'è. Dai Listkowski, vai.
Lancio lungo, mentre suonano le campane in maniera sinistra. Speriamo che portino bene le campane di San Giovanni. Le campane di San Giovanni. Sì, il Buso è andato a destra. Sì. E Listkowski è larghissimo da quest'altra parte. Vediamo se sarà cercato dai suoi compagni. Bianconi. Caporale si fa vedere a sinistra, riceve il pallone, lo scatto di Caporale, che prova a lasciare sul posto Korfalidis, va fino in fondo Caporale, ora però deve metterla sul portiere. Cioè, va bene fare questo tipo di azione, caro Caporale, però poi devi guardare un attimo. E poi anche in fondo non ti aiuta che ha saltato 2 volte il pallone, però dico, cioè, non farle quelle cose lì. A testa bassa, a un certo punto, guarda Novakovic dov'è? Ecco, esatto. Si apre anche Ionita. Ma esatto, era da crossare indietro verso Ionita che si era liberato bene. Un po' troppo testone qui Caporale. Ci prendiamo una piccola pausa al 53esimo, rientriamo subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Rientriamo. Feralpi asserragliata nella propria metà campo a difendere il risultato e Lecco ci prova, ci deve però provare con maggiore convinzione. Rilancio lungo da sinistra di Bergonzi, di Kurfalidis, che poi ritrova il pallone da Butic, mentre Compagnon veramente non si è mai visto in questa partita. Compagnon che è il miglior marcatore con 4 gol, se non sbaglio, da Feralpi in questo campionato. Rivediamo Kurfalidis, Crociata va a commettere fallo, era partito bene Crociata, poi insomma questa partita è diventata molto in salita anche per lui. Giro palla tra i difensori, Novakovic si spende ancora una volta in un solitario pressing, però bravo perché guadagna la rimessa laterale. Dai ragazzi, bisogna cambiare marcia qui, sì, ragazzi. Che sennò qua i buoi rischiano di essere già belli lontani. È successo poco però anche in questo inizio ripresa. Listkowski prova a toccare il suo primo pallone in questa sua avventura bluceleste, giocatore in prestito dal Lecce, non ce la fa. Vedremo anche quello che sarà il suo apporto. Abbiamo detto giocatore che comunque ha già una discreta esperienza nonostante la giovane età, comunque sì, non è più giovanissimo, 98, 26 anni, nel pieno della maturità. Questo è l'unico forse giocatore tra quelli arrivati a mio avviso che potrebbe dare qualcosa, Sì. Perché Salcedo l'abbiamo visto un po' farfallone No, poi magari puoi mettere in certi determinati tipi di partite, in questa sicuramente no, perché non è un giocatore che può fare, è amante, ripeto, delle giocate, ma qui devi giocare molto sul sodo e cercare di infilarli e poi cercare di giocare con cattiveria. Crociata, l'abbiamo detto che è scalato sulla linea dei centrocampisti, vedremo anche se riuscirà in fase di contenimento a dare un contributo importante. Prova a uscire ora la Feralpi, Zeglia che interviene in anticipo, serve Caporale che ha sempre molto campo lì a sinistra, ne sta approfittando male però fino a questo momento, siamo lenti nel ripartire, vedi quanti tocchi. È Crociata, su. Sì. Non c'è mai una giocata. Dobbiamo verticalizzare di più, bisogna verticalizzare. Ci prova Zeglia che in questo momento andare su Novakovic, la sponda per Buso, in qualche modo no. Vediamo. C'è ancora. Sì, di prepotenza subisce anche fallo, Novakovic. Dentro c'è Listkowski, la palla arriva a calciare, Caporale trova la deviazione di Kurfalidis, volevano forse un tocco di mano, ma non sa. E qui Listkowski va a toccare per ultimo lui il pallone. Bella la giocata di Buso qua però, che lavora il pallone bene, poi lascia... No, non c'è assolutamente fallo per Sersanti che va a calciare. No, non trova deviazione. Aveva le braccia dietro comunque. Sì. Mi trovo d'accordo con Massimo Rizzi, io toglierei Crociata adesso però.
perché non compassato e poi non è determinante in nulla, e questo lo condivido totalmente con l'ascoltatore. Chi metteresti a centrocampo al suo posto? Perché insomma bisogna fare un po' anche filtro in questo momento per evitare le ripartenze magari dalla Feralpi. Ma allora il discorso è che siamo sempre qua, io preferisco un giocatore duttile come degli innocenti piuttosto che fa mantenimento, perché comunque è un giocatore che ha dimostrato quando è stato chiamato di aver sempre fatto. Attenzione a Butic nel cuore dell'area, si ripiazza la difesa del Lecco, va all'indietro Fiordilino, il pallone è respinto, prova ad arrivarci Curfalidis in anticipo su Buso, poi Felici in qualche modo se la cava la difesa del Lecco che riesce ad uscire con Buso, che però non può raggiungere le molta precisione. Degli innocenti ha giocato anche nelle partite che noi vincevamo, quindi era in un assetto secondo me di fatto ideale. Se poi non parliamo di fisicità, però anche qua abbiamo tolto di fatto un giocatore di interdizione in mezzo come Galli, possiamo anche mettere un giocatore come lui che è un giocatore molto dinamico. Assolutamente. Ci sarà rimessa laterale in zona d'attacco per la Feralpi, 59esimo, e ancora non si vedono avvisaglie di una reazione veemente del Lecco. Attenzione alla Feralpi, allora, seguiamo l'azione. Palla sinistra, Curfalidis, punta Lepore che lo ostacola, si torna indietro, Fiordilino, dentro il pallone, Curfalidis, poi Lepore in qualche modo, Listkowski deve andare a difendere bene il pallone, lo allontana, non può però trovare Novakovic. Sersanti c'è fallo su di lui e si gioca, e però qua insomma c'era fallo. Bravo Listkowski che recupera un buon pallone, poi il pallone in profondità però trova gambe della Feralpi a respingerlo, riparte la formazione di Zaffaroni, ancora a sinistra scende Felici, allarga, accentra il pallone, si riparte ancora una volta, Fiordilino, la sventagliata a cercare Butic e poi Lepore guadagna la rimessa laterale, un po' di fortuna, sì, ping pong, l'ultimo a toccare proprio Butic. Mentre io veramente la partita di Compagnon non l'ho mai nominato, non abbiamo mai nominato, non lo vedo neanche in campo. No. Cioè, ex giocatore della Juve, sì, infatti. Next Gen, quindi giocatore anche importante, però completamente fuori dal gioco. Anche perché, Dario, davanti hanno cercato veramente di costruire poco loro. Poco e niente, anzi direi niente, perché a parte il gol su palla inattiva, sì, forse un tiro hanno fatto, basta. Però secondo me ci vuole un po' più di spinta, anche qua a sinistra spingiamo poco e niente. Sì, veramente poco. Allora, entriamo porca di aria che magari arriva un rigore, Lorenzo. Sì, a questo punto forse potrebbe essere anche per cercare quantomeno di strappare un pareggio, un episodio, no? Con anche una palla sporca, qualcosa. Il due in panchina non ci vede, sono troppo scarsi per leggere la partita. Per adesso hanno dimostrato che non è la loro migliore qualità fino a questo punto nelle ultime partite, concordo. Ma però insomma c'è tempo di migliorare, quello sì, non so se c'è tempo di farlo in questo campionato. Speriamo in un rigore. La Feralpi è una squadra che si è prestata a prendere 3-4 gol, ma noi non entriamo mai in area. Dentro Frigerio, chiede Massimo. Listkowski a Stoffa, buon giocatore. Anche Maurizio, sottolinea il polacco, un po' di esperienza nella categoria ce l'ha assolutamente. Alessandro Riva, una squadra senza idee, senza progetto, lenti nel risalire. Feralpi costruisce poco, ma segna. Intanto Butic viene anticipato da Bianconi. Rimessa laterale in zona attacco per la Feralpi. Seguiamo, poi ci prendiamo una piccola pausa per lo spot pubblicitario. Allora, Bianconi, bravo qui nell'anticipo, nel non concedere il 2 contro 2 praticamente alla Feralpi, che batte la rimessa laterale. Fiordilino, la pressione positiva, Buso recupera il pallone, vediamo se riusciamo a partire ragazzi con velocità. Però Buso per Ionita deve allargare, lo fa bene su Listkowski a sinistra, davanti c'è solo Novakovic, arriva anche in questo momento crociata, Listkowski punta l'uomo, va sbagliando. Qui abbiamo giocato un po' male, c'è forse un fallo di mano chiesto dai giocatori dell'Ecco, non concesso, Curfalidis. Qui Listkowski un po' di imprecisione nel passaggio, poteva essere una buona occasione. Ha fatto il movimento Sersanti che l'ha un po' ingannato. Attenzione perché in mezzo è libero nella ripartenza, non viene visto Butic, tiene palla di Molfetta che non ha fretta, aspetta i rinforzi, arriva Curfalidis a destra, però Sersanti, valsa radicale, palla riparte, il numero 8 blu celeste che si prende il fallo, ammonizione per Bergonzi. Ammonito Bergonzi, secondo ammonito nelle file del Feralpi dopo Curfalidis. Galli che è uscito per quanto riguarda il Lecco. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito. Alla festa voglio il mago pistacchio,
popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorno. Allora io voglio uno squalo. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR 4.0 full optional di serie e tu a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale di R Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Stiamo crescendo, scrive Lorenzo da casa, in effetti è così negli ultimi minuti, il Lecco staziona stabilmente. Dai. Negli ultimi 30 metri dalla Ferapi, rimessa la trena in zona d'attacco, Caporale va lunghissimo, però qui se la cavano i giocatori della Ferapi, Bergonzi. Può rilanciare lungo, fa buona guardia Bianconi, che non evita però. L'out. Si rimane sull'1-0, andiamo anche a vedere... Rimessa laterale, ancora guadagna qualche metro la formazione di casa oggi al Garilli. Gianluca scrive accelera, difficile accelerare in questo momento perché tanto Feralpi spreca anche questo possesso, non c'è grande qualità, l'abbiamo detto, una squadra di Zaffaroni, però noi siamo sempre poco compatti, poco squadra, questo si vedeva già nelle scorse partite, io avevo sottolineato anche un paio di partite fa dopo la sconfitta con in Catanzaro, magari qualcuno diceva un incidente di percorso, mi sembra che sia un po' più strutturale il problema. Caporale continua a lamentarsi con i compagni, vediamo anche se ci sarà, insomma siamo al 65esimo, qualcosina d'altro dalla panchina, devi metterlo dentro adesso. E va bene Listkowski, però degli innocenti come dicevi tu Ivan probabilmente... Sì, al centrocampo sicuramente una mano te la dà. Anche perché Crociata è molto stanco, ora bisogna... Sta prendendo campo in ripartenza la Feralpi, come in questo caso. Parte con... l'azione di Felici che torna indietro da un compagno, sfida Novakovic, l'inserimento centrale va fino in fondo, si porta però fortunatamente dell'Ecco Fiordilino il pallone al di là della linea di fondo. L'unica cosa che sta crescendo è l'incazzatura per questa prova ignobile, scrive Massimo. Sì, purtroppo in linea con le ultime. Che vedi, secondo me la Feralpi ci sta mettendo quella voglia, quella tensione, la squadra che si deve salvare. Sì, noi no. Ecco, sembra una squadra che invece stazione in alta classifica. Sì, infatti non fa niente per cercare di modificare. Guarda questa palla qua, guarda, 2-0. Ma ti sembra normale? Palla regalata da Sersanti del 2-0, clamorosa. Ma no. Una palla di una superficialità da parte di Sersanti, tra l'altro, da uno che non ti aspetteresti, e arriva alla rete della Feralpi. Adesso lo rivediamo, dovrebbe essere, se non ho visto male, Felici, ma veramente un errore. Sì, Felici, palla regalata assolutamente al 66esimo. Tanto qua? Ha fatto il segno di stare zitti ai tifosi dell'Ecco. Prende la munizione. Sì, giustamente. Felici che va a provocare. Erroraccio di Sersanti che non era neanche sotto pressione comunque. Ma no! È quello che ti stavo dicendo, la superficialità. Vediamo, concede il pallone a Felici che poi salta ovviamente nell'uscita di Melgrati che doveva uscire a quel punto e deposita nella rete sguarnita. Quando fai questi errori perché non sei a posto di testa, non sei lucido, non hai... stai proprio giocando in una maniera... Voleva essere un retropassaggio ma da posizione folle, troppo corto, folle. Sempre dalla parte di lì, se non c'è il belga che fa gli errori c'è qualcun altro, perché ecco, io lo chiamo zona Lemmers quella.
tutto più complicato. Sì, purtroppo sì. 2-0, notte fonda per i colori blu celesti. Dai. Ci prova Listkowski, tiene il pallone, apre a destra per Ionita, il cross ribattuto. Poi dopo lo vedi anche da queste cose qua, non ti va bene niente, cioè anche un cross da lì, no niente, c'è quello che te lo devi e te lo manda fuori, dai. Buso, Dai che è un angolo, guadagna il corner a 68. Dai. Ma non lo so. Salcedo. Ma tutto corto, il corner è male, ribattuto. Tra l'altro vicinissimo, era il giocatore della Feralpi sul tentativo di Lepore. Qui? Si deve fare il cambio prima? Sì. Vediamo chi esce, crociata per Salcedo. Vabbè, sì, ormai insomma devi provarci. Sì. Non hai molto da... Ci prendiamo anche una piccola pausa subito. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. Non ci sei con la testa, sei dall'altra parte. Chissà dov'è la testa, ce lo chiediamo qui in studio del Lecco, perché non è più in campo, questo senza ombra di dubbio. Ed è notte fonda, dicevamo, 2-0 per la Feralpi Salò, che col minimo sforzo intanto rimane a terra, un giocatore del Lecco, se non ho capito chi fosse, ma attenzione che vanno ancora dentro in area 3-0. Dai. Come la lama nel burro, Butic servito da sinistra da Di Molfetta. Se non si convincono di comprare qualcuno anche dietro, perché è andato sulla sinistra, ha fatto la cosa che deve fare un giocatore andando sulla fascia, l'ha messa dentro, punto. Guarda lì. Eccolo lì, guarda. Via. Anzi, Felici, l'autore del gol di prima, che fa l'assist. È tutto troppo facile però per la Feralpi. Siamo ultimi in classifica, via. Sì. Un mese fa eravamo salvi dopo sul Tirol, ovviamente sul girone d'andata. No, ma è chiaro che non funziona più niente. Non funziona più niente in Casalecco, bisogna riconoscerlo, basta. Qualcosa va fatto. O arrivano giocatori di categoria o saltano gli allenatori. A questo punto qualcosa deve succedere. Tanto Bianconi a terra ancora viene soccorso, però è chiaro che da un certo punto in poi è cambiata la situazione. È cambiato il vento. Però insomma è chiaro che in questo momento 19 gol subiti in 7 partite, nelle ultime 7, è chiaro che c'è qualcosa di più, non c'è più l'attenzione, non è squadra in questo momento, ognuno rema probabilmente per conto suo, questa è l'impressione nitida, insomma, perché una squadra che era compatta, che aveva voglia, che aveva battuto squadre importanti, era risalita in classifica, non c'è più, c'è solo un pallido ricordo, c'è una squadra con i reparti distanti, ma ancora prima della questione tattica e tecnica si capisce che in questo momento è una squadra allo sbando. Ma certo. No, ma poi attenzione, sempre con i ragionamenti che hanno fatto loro, arriviamo al mercato di riparazione per fare cosa hai fatto. Perché attenzione, tu puoi fare delle dichiarazioni, insisti su certe cose e poi dopo devi anche un po' rispettarle, perché, ripeto, è una campagna di rafforzamento insufficiente. Non mi esprimo totalmente perché finisce fra qualche giorno, quindi, e si sa che magari gran parte delle cose arrivano nelle ultime ore, perché è così, perché poi ci sono anche altre dinamiche, però devo dire che
che è disarmante la mentalità di una squadra che va a giocare con una squadra a stasera dietro di noi di 3 punti, che oggi ci ha raggiunto, e siamo ultimi in classifica in loro compagnia, punto. Questo è il discorso. E nei scontri diretti abbiamo perso, sia l'andata che il ritorno, quindi siamo totalmente ultimi. Io credo anche che sia, al di là di qualcuno, è vero puntare l'accento sul mercato, però adesso è anche una questione che proprio c'è un problema strutturale, perché al di là degli errori che possono esserci, come quello di Sersanti, che però è un errore di uno dei migliori giocatori che hai, di distrazione, di superficialità, di leggerezza, in questo momento Lecco è cambiato proprio da così a così. Sì. C'è qualcosa a livello di spogliatoio, ma certo, che non funziona più. Come dicevamo prima dell'esonero di Foschi, che la squadra non era più con l'allenatore, e in questo momento c'è qualcosa che non funziona. Ma certo. Quindi secondo me puoi mettere anche Maradona, Messi, certo, Pelé, che però Listkowski intanto va nel coast to coast, si apre Novakovic, Listkowski porta il pallone, va da solo, si fa tutto il campo, va fino in fondo, ed è l'ultimo a toccare, è probabilmente lui. Sì. Beh, comunque abbiamo superato la soglia dei 40 gol presi, questo ti fa capire alla terza partita di ritorno. Ma anche perché dopo 40 gol, cioè arriva sempre un punto in cui poi veramente sbracano, cioè, questa partita potrebbe finire anche 5-0 oggi, certo, cioè, per dire, non c'è più veramente, tanto non si capisce chi esce perché non si è visto. Allora è uscito Felici, un gol e un assist per lui oggi, dentro Tonetto e Di Molfetta per Zennaro. Zennaro, adesso non ho mai capito qual è la pronuncia esatta, ma poco cambia. Tonetto per Felici, uno dei migliori soprattutto nella ripresa per i padroni di casa, che confermano il periodo Felici, 13 punti, a proposito di Felici, 13 punti nelle ultime 6 partite per loro. Terza sconfitta invece consecutiva che sta maturando per il Lecco, difficile pensare a un esito diverso. Che magari andiamo avanti così battiamo il record dell'andata, 7 consecutive. Le sconfitte dici? Sì. La partita di oggi è la fotocopia di Cosenza, bravo Maurizio, sì, ricorda molto quel tipo di partita e quel tipo di situazione, soprattutto che c'era dietro, che portò poi all'esonero di Foschi. Ok, sì. Anche nel risultato uguale 3-0 fino a questo punto. Quindi. Paggio di punizione per la Ferapi, diventa difficile davvero commentare in questo momento, sale veramente sì, tra disperazione anche il nervoso, perché Maurizio invoca le dimissioni di Bonazzone e Malgradi. Scusate, ma se non trapela nulla dallo spogliatoio, perché si dice che spaccato ognuno va da sé? È perché questa è la nitida impressione che abbiamo. Sì, da fuori sembra. Da fuori. Poi magari qualche spiffero magari anche arriva, però insomma, questo è un po' quello che pare evidente a chi mastica un po' di calcio da qualche anno. Ne abbiamo viste tante di situazioni simili. Salcedo prova a servire Novakovic, però l'intervento della difesa, noi andiamo in pausa. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Rilancio lungo a cercare. È entrato anche Dubickas da loro, non ho fatto in tempo a vedere. Salcedo, buono il cambio gioco su Buso, che deve impegnarsi però non ce la fa, palla difficile. Era buona l'intenzione di Salcedo, è mancata un po' la finalizzazione qui dell'azione. Tanto lo Spezia continua a vincere 3-1 da Reggiano, 1-0 a Bari. Notte fonda, ragazzi, notte fonda. Guardare anche la classifica in questo momento, Lecco ultimo. Di Nonno scuote la testa, giustamente, in panchina. È stato bello calmo fino adesso negli ultimi mesi, dopo anche le vicissitudini di salute. Chissà che oggi o domani, comunque, insomma, in questi giorni, io non mi aspetto cambi stasera, ma nei prossimi giorni, a domenica e lunedì, potrebbe esserci qualche... Esatto, ma anche perché poi sono legati anche a qualsiasi tipo di allenamento. Di tutto bisogna vedere cosa trovi adesso e poi cosa ti chiede un allenatore
a livello tecnico, perché è normale che un allenatore, il fatto che Zafferoni non sia venuto da noi perché probabilmente non aveva delle garanzie, perché questo è quanto. Ecco. Perché anche uno poi vede il tipo di mercato che stai facendo. Certo, dice... non è che dice hai lì delle primissime scelte, anzi è totalmente insufficiente la campagna di rafforzamento. Quindi il discorso è, siamo sempre qua, sei nella situazione dove devi cambiare qualcosa, cambiare alla svelta e poi far sì di comunque è normale che sicuramente qualcosa c'è, perché io non ho visto reazione. No, non c'è stata reazione nel momento topico del match, anzi Lecco ha continuato a giocare a un ritmo basso, ma sempre con giocate un po' individuali, no? In questo momento si muove poco la squadra, non c'è accompagnamento dell'azione, Pisa intanto accorcia 2-3 con lo Spezia e poi dietro ovviamente il burro sempre. Quando poi ci si mettono anche gli errori individuali come quello di Sersanti, pesantissimo, questa è la frittata fatta. Sersanti va a calciare e impegna con il destro in corsa Ceppitelli, Pizzignacco. Mi pare che il primo tiro che abbiamo fatto nel secondo tempo. Sì, uno dei primi. Ecco, in porta, Sì. Forse è l'unico. Forse è l'unico, ecco. Quindi questo ti fa capire. Ancora Sersanti alla deviazione del 3-1. 3-1, 79esimo. Sersanti che ci ha creduto negli ultimi minuti, o Buso, forse poi la tocca Buso? Rivediamo. Sì, c'è stata una deviazione ma non ho capito di chi. Mi pare in Mischia, però vorrei proprio... No, a calcio d'angolo di Lepore salta Battistini, poi Sersanti Buso. E trova la deviazione di Buso. Sì, Buso. Quindi gol probabilmente di Buso. Sì, eccolo lì. Che comunque si muove per cercare di... Sì, guarda, le ha tirato addosso e ha fatto il movimento giusto Buso e è riuscito a... Buso lo devi lasciare lì, deve stare dentro lì perché è un peperino, se lo tieni lontano dall'area. 3-1, c'è tempo per provare qualcosa, mi chiedo? Sulle aree della disperazione bisogna capire... ecco così. Lancio lungo no. Fin troppo, però da questo punto di vista poi è proprio i nervi che ti portano a fare anche delle cose che ti possono permettere di... È normale che il terzo gol ci ha ammazzato, perché sai, se sul 2-0 è una cosa, hai 12 minuti più recupero, ammetti che sono 15 o 16, però 10 minuti, ecco, provi. Ora ci prova a tenere da un po' avanti la palla la Feralpi, ma il Lecco sta giocando meglio adesso, prova a recuperare diverse volte il pallone. Salcedo però qui sempre un po' Lezioso, sì, un po' farfallone, qui devi prendere e puntare. Poi non me ne voglia Salcedo, un giocatore della sua età che ogni anno cambia 2 squadre mi lascia un po' pensare, no? Soprattutto che eri una grande promessa che non ha tenuto. Quindi vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che di fatto che non va, perché poi non è che sei andato hai provato ad andare all'estero ma con il medesimo risultato, quindi secondo me, ripeto, poi preferisco essere smentito e vedere che fa delle partite bellissime, però anche oggi in un contesto del genere non c'è contropiede si involano, nessuno va a chiudere. Perché Battistini non va a chiudere? Poi calcia alto lì il giocatore della Feralpi, non abbiamo visto chi era. Ha ragione Vittorio, cioè Lepore è normale che alla sua età ha già fatto gli straordinari e le squadre, come dice la Lega, del 6-2 giornata, è normale, però sono quei giocatori che adesso ovviamente oggi ha mollato dal punto di vista, ma ha già fatto troppo per il tipo di età che ha. Però entra adesso Dubickas per la no, allora esce Dubickas? Sì, l'11 ed entra la Mantia. Qualche problema fisico per Dubickas evidentemente perché quando è entrato Dubickas Dubickas era in campo già, sì. Ma non abbiamo mai nominato neanche lui perché non ha toccato quasi mai il pallone.
dentro la mantia. Tanto rimane a terra il giocatore della Fieralpi. Sì, il gol però sembra un po' isolato anche questo, no, del Lecco. Vediamo se ci sarà tempo di provare una reazione. Pausa intanto, poi seguiamo questo finale per vedere se c'è la possibilità di sperare in qualcosa. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Sì. Rientriamo, Fallaccio su Listowski. Ecco, io devo dire che questo ragazzo, dall'impegno che ci ha messo dall'inizio, sicuramente è stato solo un ingresso positivo, anche perché, ripeto, sono contesti di partite che è difficile entrare per chiunque, soprattutto per un giocatore che è appena arrivato, quindi devo dire che sicuramente è un ragazzo da tenere in considerazione, perché l'ho visto anche in un intervento di testa poco fa e devo dire che è un giocatore che può essere prezioso per noi. Calcio di punizione, c'è traffico in area, dai Lepore, devi svegliarti anche tu perché è brutto il secondo tempo di Lepore, anche il suo. Allora Franco Lepore va a mettere dentro il pallone, ributtato fuori, Listowski può pensare un attimo in un primo momento al tiro in porta, invece no, e allora poi Caporale nella terra di nessuno si impegna Salcedo, prova ad andare a dar fastidio, quantomeno per guadagnare una rimessa laterale, vediamo se riesce, qui c'è fallo su Salcedo, che però la mette a terra, prova ad andare via, resiste in un primo momento, il raddoppio di Listowski. E vedi che lotta. Sì, no, Listowski è molto positivo. Questo ci vuole. Vedi, sono partite che devi giocare così. Con il coltello alla gola, insomma, no? Di giocare dando tutto. Dai calcio d'angolo, dai che un'altra palla inattiva. Proviamoci. Calcio d'angolo. Lepore da batterlo dentro in tanti, vediamo se arriva, dai, una spizzata, una stoccata da parte di qualcuno. Ci sarebbe poi tempo ancora per provare un arrembaggio finale, dentro il pallone Caporale non la tiene, Listowski non calcia, la allarga, qui invece avrebbe dovuto forse calciare. E però gli è andato incontro l'uomo e correva il rischio che era vicino. Sersanti dentro il pallone basso. Non ho capito cosa ha fatto lì. Attenzione che qua è 3 contro 1, c'è solo Zeliak. 3 contro 1, solo Zeliak, chiama la palla Butic a destra, dentro il pallone Melgrati, dai che puoi uscire Melgrati! No, 4 a 1. No, ma... Non la tiene Melgrati, Butic va, Sersanti disastroso oggi, confermo. Contropiede letale all'85esimo della Fieralpi Salò. Qui c'è da riflettere, ma velocemente intervenire alla svelta, però, perché non so cosa vorranno fare, ma qualcosa bisogna fare. Non capisco qua. Cioè qua. Melgrati deve uscire, andare incontro al pallone. Ma no, ma lui quando nelle uscite, ma certo, ma sono d'accordo, Fausto. Ma infatti lui nelle uscite è sempre stato uno che vede, guarda, li vai con le mani, no? Tra l'altro, se vai con le mani ti metti anche col corpo, quindi proprio ti fa capire che è un portiere che sicuramente può fare la categoria in C, ma non è un portiere da B questo. Cioè, i portieri da B sono altri tipi di... Non ho capito il verde, no. C'era il verde, ecco. Però devo dire che bisogna fare una riflessione veloce, perché qui vedo la squadra in caduta libera io, Ogni azione, adesso ovviamente poi... È normale che eravamo cercare di fare il 3-2 ed è normale che gli concedi le ripartenze, però anche qua sbagli a fare il rinvio da questo punto di vista qui e loro sono già sulla fascia dalla parte di là e quindi... Sigla la sua personale doppietta Butic, poi andremo a capire anche dalle parole di Albino quella che è la sensazione che si vive allo stadio, no? Nella panchina del Lecco, nell'ambiente bluceleste, in serata poi after match, le cene after match sempre sul nostro canale YouTube, analizzeremo un pochino anche
quello che succede dopo la partita e quello eventualmente che succede dopo, ma naturalmente poi continuate a seguire i nostri articoli nel corso dei prossimi giorni per capire anche un po' l'evoluzione in casa Lecco. Concede la rimessa laterale la Feralpi Salò, Buso. Proprio il traversone del polacco, devo dire che è una delle poche cose positive che oggi, e anche il discorso finché ha giocato l'ingresso di Galli in formazione, quindi il ritorno. C'è un fallo intanto di Tonetto. Vedi la maglia, cioè, e se lamenta anche. Non che ci fossimo illusi dopo il 3-1, però insomma avremmo potuto e voluto vedere un altro finale. Pesano tantissimo. Poi quello che io non voglio è che si dica poi che pesano gli errori individuali di Sersanti, che ci sono, ma sono figli di una partita negativa da parte di tutta la squadra, no? Di tanti elementi. Sì, no, perché sarebbe un po' un nascondere la polvere sotto il tappeto, no? Perché ci sono problemi più strutturali. E in questi la partita di Sersanti è disastrosa, chiaro. Calcio d'angolo per il Lecco, Lepore ancora una volta, non riusciamo mai ad andare a saltare o a calciare in porta da questo. Poi Lepore è dentro una palla senza troppa convinzione, ormai diciamo che... E poi c'è un campo disastroso che salta sempre male la palla. E poi perdi 4-1, giustamente come sottolineano, ci fanno notare i nostri amici da casa, contro una diretta rivale per la salvezza, che era ultima fino a qualche tempo fa, anzi fino a oggi. Dentro Pietrelli e Ergheliju. Ma infatti Lorenzo Cotta ci scrive che non si aspettava una goleada, ma ripeto, abbiamo fatto tutto noi, perché se poi andiamo a vedere comunque partono tutto dal discorso nostro, ma ti fa capire proprio che non abbiamo una difesa all'altezza. Vanno, eccoli, tutti belli contenti, fanno i cambi tattici per farli giocare tutti. Sì, dentro anche qualche ragazzo più giovane. Via. Chiaro che per loro oggi è domenica, anche se è sabato. Quindi... sì. La Feralpi Salò ha fatto la loro partita. Sì, ma certo, ma infatti. Se l'avesse fatta all'Ecco quella infatti, però vedi, il discorso è che la fanno gli altri, non noi, questo è il discorso. Ma perché loro, come hai detto tu prima, hanno giocato la squadra. Anche adesso, se c'è una palla, stiamo dicendo 4-1, c'è una palla a metà, la buttano via, senza guardare dove va, non gliene frega niente. Eccoli. E poi non farlo anche a centrocampo, avanti, via. Non voler fare il passaggino, quello delicato, quello preciso, quello... Grazie. Soprattutto quando ti devi salvare. Esatto. Il 90° saranno addirittura 6 i minuti di recupero, che forse se ne poteva fare a meno, no? Ah sì, tanto. Cioè, ormai... Palla in area, Siliac la allontana di testa, Fiordilino. Buso prova a ripartire, sì, ma è da solo contro 4, è francamente impossibile ripartire. Allora. Rimessa laterale per il Lecco. Mi spiace perché abbiamo buttato via quello che avevamo fatto di buono adesso, no? Sì. Abbiamo fatto delle belle cose, ci eravamo tirati un po' su. Siamo ritornati a dover remare controcorrente. Assolutamente, palla lunga, non può arrivarci, ne ho entrato nella Feralpi là davanti, c'è fallo, non viene, viene segnalato in questo momento. Parte di Pietrelli, sarà calcio di punizione per il Lecco, partita abbondantemente finita, 4-1, 91esimo ormai. Salcedo apre a sinistra, Caporale prova l'imbucata per Listkowski, che però era rimasto fermo, va con generosità a recuperare il pallone, non c'è fallo, e rimessa laterale. Già battuta, Caporale. Mamma, ecco, buono. Sì, però fortunoso, col destro, pallaccia dentro, si scontrano le giocate della Feralpi. Ionita, primo pallone che tocca in tutta la sua partita, al 90esimo probabilmente. Ecco, da Ionita dobbiamo pretendere qualcosa di più. No, direi molto di più. Oggi assolutamente assente Ionita, come se non avesse giocato la partita. Lui è quello che secondo me deve trascinare il gruppo, un giocatore importante, un giocatore di altre categorie, quindi insomma.
C'è il giocatore della Feralpi a terra. Sì, è bene. Chiaro che all'inizio della partita si diceva, no? C'era già pressione sulla partita perché dici non puoi sbagliarla, però anche questo discorso a mio avviso lascia un po' il tempo che trova, visto che veramente oggi, non lo so, anche le ultime due partite non avevi l'acqua alla gola, però hai fatto questo tipo di prestazioni. Ma anche il fatto di non doverla sbagliare vuol dire che posso fare anche lo 0-0, certo. Non è che devo vincerla, loro al limite dovevano vincerla, se c'era una squadra che doveva vincerla era loro, non noi. Guarda lì. La palla persa, ancora palla in profondità. La Mantia apre, allarga dall'altra parte, dove arriva Bergonzi che tocca per un compagno. Gioca ora bene, si diverte la Feralpi in questi minuti finali. Bergonzi, dentro il pallone, colpo di testa al 5-1, veramente come... Cioè, sì, ma fischia alla fine. Arriva il gol anche del giovane, non so se Pietrelli stesso, che va a saltare di testa in mezzo alla no, è il momento della beatificazione, Tonetto forse. Tonetto, sì. Sì, ecco. Ma il momento della beatificazione loro, perché poi quando da questo aspetto qui, no. Bene, ecco. Però guarda, ci sono 3 giocatori del Ferro Pissalò e 4 del Lecco. Sì, sì, esatto. No, ma è proprio... sono andati completamente, via. Adesso vediamo, come dicevano qualche mese fa, che volevano mantenere la categoria. Adesso vediamo, no? Perché dalle scelte veloci e drastiche, perché ripeto, le cose poi se si vuole si risolvono, perché non esistono i problemi, esistono le soluzioni. Quindi da questo punto di vista vediamo, perché c'è poco da dire. Io sto ancora aspettando il mercato di riparazione che avevano ventilato. Dobbiamo tenere botta fino a gennaio, e a gennaio becchiamo 5 pere e a gennaio ed è quasi finita. Esatto. E sono arrivati solo esatto, no, ma poi anche rincalzo poco più, cioè la legge del 5, no? Catanzaro 5, Feralpi Salò 5, cioè se questa non è la figura che deve fare una squadra che torna in Serie B dopo 50 anni, va bene, quindi dovrebbe qualcuno parlare di meno e cercare di fare più i fatti. Listkowski, Salcedo apre a destra per Lepore. Lepore la sventagliata dall'altra parte per Caporale, un giorno tireremo in porta forse. Listkowski, dietro ancora Lepore, cerca l'1 contro 1, perde palla, rimane a terra e commette fallo, giocando poi la palla da terra. Siamo senza parole, mancano 40 secondi alla fine, no, di questa partita, ma francamente... Secondo me è stata confermata quello che dicevamo prima della partita, no? Il problema del Lecco è dietro. Sì, ma certo. Poco da fare, se prendi 5 gol dietro, anche centrocampo, per l'amor di Dio, perché il filtro comunque ci vuole, però... Ogni volta che vengono giù rischiamo di prendere gol. Non può essere. Finisce in questo momento 5-1. A breve ci sentiamo Albino per un commento anche da parte sua a questa partita veramente che definire amara, insomma è un eufemismo, ma così si va dritti in Serie C, non ce n'è. Schifo, scrivono i nostri amici a casa, 13 gol in 3 partite. Sì, che Fracchiolla compra il terzo portiere, ma cos'ha nella testa? Certo che affidarsi a Fracchiolla, Bonazzoli e Mangatti ci vuole un bel coraggio, scrive Maurizio. Terza cinquina stagionale e seconda nelle ultime 3 partite, tra l'altro. Diventa davvero quasi impossibile così salvarsi. Vediamo insomma una classifica che in questo momento vede il Lecco all'ultimo posto, finale 2-0 Reggiana sul Bari, non è finita ancora Spezia al 96esimo, ma continua a vincere 2-1 sul Pisa,
cercheremo di capire anche poi, di darvi i risultati finali. Vediamo se Fausto adesso ci connette con il nostro Albino dal Garilli di Piacenza. E poi andremo a chiudere anche qui da studio, qui all'ECN Stadio, questa vergognosa prova del Lecco, perché è una delle più vergognose degli ultimi anni. Non so, mi viene in mente Lecco Bellaria, no? Ti ricordi? Sì, no, ma poi... Ecco, come tipo di... Però... Di fatto il contesto, cioè lo vedi anche proprio, siamo in caduta libera, anche la reazione emotiva, a parte la ripetolazione del gol che è arrivato così come è arrivato, perché è una deviazione su un tiro sbagliato della coscia di Buso, però non vedi, non c'è dietro nulla, ci sono solo un paio di cose di un ragazzo volenteroso polacco che è entrato, ha cercato di dare il suo, molto meglio di gente che ha fatto tutta la partita. Però secondo me, ripeto, bisogna riflettere, ma non più di tanto, perché se si vuole mettere a posto la cosa ci sono ancora i tempi, però come scrive qualcuno, passi 10-13 gol in 3 partite è la media del 4, cioè adesso dove vai? Dove vai con una media gol così nelle ultime partite? Dai, cioè vuol dire che sei abbonato a tornare in Lega Pro. Vediamo se c'è Albino. Albino, mi senti? Pronto? Albino, mi senti? Sì, assolutamente. Eccoti. Allora, diciamo subito, cioè, così si va dritti in Serie C, non ce n'è. C'è solo una parola da dire rispetto a quello che è successo oggi qua. Umiliante. È una partita umiliante. Sì, ma francamente, qui ci metto anche allora, ci metto anche la panchina, se vedi sono sempre stato un fautore di Melgrati, ma non hanno più capito niente, cioè non hanno più in mano la squadra, qui ci vuole un allenatore, o come Iassini, come Bisoli, che prende questi qui e gli spacca le corna. Sì, e purtroppo Bisoli è sotto contratto e non credo possa venire. No, si è svincolato. Si è svincolato, beh allora devi portare a casa un allenatore di quel tipo qua. Anche perché secondo me oggi vanno fuori la panchina. Sì, sono d'accordo. Non si possono fare figure di questo tipo, ma di cosa stiamo parlando? È una vergogna. Sì, anche perché insomma non si è vista assolutamente una capacità di reagire nella ripresa. Poi è chiaro, gli altri gol arrivano quando ormai la squadra non gioca proprio più, però poi insomma Albino, arrivano giocatori, sì è vero che non sono dei campioni, però sembra che non ci sia neanche la volontà di schierarli, non so. Ma poi ci sono dirigenti che vanno il lunedì sera in certe trasmissioni che dicono bisogna guardare le ultime 8 partite, ma bisogna stare attenti a dire quelle cose qua. No, certo, bisogna stare molto attenti, e la dimostrazione è che fa il contrario. Esatto. Adesso voglio vedere, secondo me qui rischia la panchina, ma rischia anche la parte di azione sportiva. Sì. Che ambiente hai visto lì sulla panchina, magari se sei riuscito a vedere, insomma che... No, niente, non c'è reazione. Non c'è reazione, Che è importante anche questo, perché sottolinea che a livello emotivo non c'è un coinvolgimento. Ma ascolta, sono tutte parole sprecate. Sì. Quello che si è visto oggi è un Lecco d'altri tempi, di altre categorie, in cui a volte davano queste cose, ma se voi fate il conto che questi qui hanno incassato 11 gol nelle ultime 3 partite, la domanda è stato ancora a domandare se devono comprare un altro centrale difensivo? Non lo so. Quindi, sì, ma anche il portiere Albino in un'occasione di un'uscita che non il portiere io l'ho detto dall'inizio. Certo. Assolutamente. Va bene Albino, dai, ti lasciamo al rientro, purtroppo amaro questa sera. Sì. Tra l'altro ci sarà anche della nebbia, ma siamo noi che capisci della nebbia. Sì. Esatto. Un po' la metafora, no, di quello che sta succedendo. Sì, grazie esatto. Albino, a presto. Grazie a voi. Ciao Albino. Dario, ciao. Facciamo un giro finale anche con voi Dario. Tu hai vissuto magari delle difficoltà, no, nel corso della tua carriera simili, come si può uscire in questo momento? Cosa deve succedere? Ma sicuramente col gruppo, però il gruppo ci deve essere, no? Lo sappiamo, noi non possiamo saperlo perché siamo fuori, quindi magari si fanno delle supposizioni, si pensano delle cose, però il gruppo è importante.
Quello che mi ha lasciato un po' così oggi nel vedere il Lecco è proprio la mancanza di... cioè 2 o 3 hanno quella cattiveria per la voglia di dire io mi voglio salvare, voglio venirne fuori dalla palta, voglio tirarmi fuori. Galli, Novakovic, il polacco che è entrato ha fatto vedere un po' di voglia, bene. Io Buso ce lo metto sempre dentro perché lo vedo un peperino, però secondo me deve stare più vicino alla porta, come dicevo prima. Poi poca roba, soprattutto in difesa, cioè vedo proprio leggerezza in difesa non puoi permetterti, soprattutto se vuoi salvarti. Quello che ha fatto oggi la Ferral Pissalò in difesa non ha guardato in faccia a nessuno, ha spaccato il pallone, l'ha buttato in tribuna senza vergogna e alla fine ha portato a casa il risultato. Vuoi per errori del Lecco, vuoi per fortuna, vuoi per quello che vuoi, ma ha portato a casa il risultato, appunto. Assolutamente, sono d'accordo. Ivan, ti aspetti che saltino gli allenatori stasera o eventualmente Fracchiolla anche? Magari stasera non lo so, però mi sembra di vedere proprio lo stesso copione delle ultime partite che ha fatto Foschi. Cioè una squadra che non si sentiva l'audio, però magari non ho mai visto anche guardare la panchina, sono dei segnali che tu vedi, però sicuramente un cambio tecnico ci vuole, perché sennò vuol dire cambiare, cioè vuole ammainare già la bandiera, che non va bene, anche perché abbiamo la possibilità di fare, però devi prendere sicuramente un tecnico all'altezza e dei giocatori comunque che in fase di mercato ti possano arrivare. Però ripeto, io l'ho detto anche durante il corso della trasmissione, cioè non puoi annunciare che teniamo botta per il mercato di riparazione a gennaio e poi porti a casa qualche ragazzo di belle speranze e ripeto nel saldo degli ingaggi sicuramente sei andato a risparmiare quello che pagavi fino a gennaio, quindi sicuramente bisogna dare una sferzata perché è una squadra in caduta libera, cioè 5 gol di media, 4 gol e mezzo a partita di media nelle ultime 3 partite non è un segnale, cioè è una campana che va a manetta, ecco. Sì. Questo discorso. Sembra quasi sentire il Requiem qua, se non... Sì, no, è perché di campane, adesso va bene, perché un po' di partite penso che le abbiamo viste, no? Quindi, ecco. Va bene, salutiamo allora, grazie a Dario Bottoni, grazie Dario. Grazie a voi come al solito. Grazie a Ivan Alborghetti. Grazie a voi. Ci ritroviamo siamo alla Menga, magari ne innanzi. Lunedì naturalmente con il blu e il celeste. Sì. L'appuntamento stasera LCN Aftermatch, grazie a Fausto Riva in regia. Buona domenica per quello che può essere bella con questo risultato a tutti i nostri amici a casa. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.